Amici bellini, ci siamo? Ci siamo? Io credo che ci siamo. Voi mi vedete bloccato così, ma non è vero, perché in realtà io sto così. Sì. Perché sono tornati gli occhiali del bel gioco, gli occhiali. Zitta. Ok, ci siamo. Ci siamo. Allora, buonasera. È una buonasera. Abbassiamo la musica e vi saluto. Andiamo. Buonasera ai miei moderatori. 300 like, io credo anche 350 oggi, Peppe, oggi anche 350. Buonasera Mario, grande video reaction as usual. Ragazzi, ve l'ho lasciato nella chat, se qualcuno non l'ha ancora visto il video reaction, andate e tornate. Popnine, bloccato come un tiro bloccato. Benvenuto, amico mio. Angela, ti ho dedicato gli occhiali oggi, sì. Ho visto Giancarlo, buonasera, grande prestazione dell'Argentina, senza dubbio. Giuseppe Gaeta, Vincenzo Altrui, Carlo Cocorullo, Di Lorenzo si perde puntualmente. E vabbè, però un attimo, fammi godere un secondo, poi dopo parliamo anche delle cose da aggiustare, perché ce ne sono. Io oggi posso fare il pompiere, possiamo godere, ma posso fare anche un po' il pompiere, i pompieri di Vigiù. Non ti preoccupare, non ci dimentichiamo niente. TrueXM, e questo è un mio provino, si chiamano provini quando fai la canzone, quando la prepari e non la finisci di registrare, praticamente non è la canzone finale, ma è un provino mio che ci accompagna. Adesso spero che il volume sia giusto. Demme tutta la vita, Andrea Coz assolutamente farà parte dei nostri approfondimenti stasera. Buonasera a tutti, buonasera Luigi, buonasera Napoli sono alias Tony, perché io cerco di ricordarmi le cose. Lexa Wood Blackpink, tu mi avevi detto il nome, però faccio una brutta figura. Ti chiamo Lexa, me lo ricordo che non era Lexa, però faccio una brutta figura. Brewer, grande. Lorenzo Napoletano, che bella partita calcio champagne, gli occhiali del bel gioco, ragazzi. Sono tutti qua. Mamma mia, oggi ci siamo divertiti. Comunque oggi il 4-2-3-1 che abbatte il Pullman, ci siamo. Allora ragazzi, sì, vi saluto tutti, ma prima devo mandare il link al canale Telegram. Se non siete iscritti al canale Telegram siete completamente pazzi, perché col canale Telegram, dove adesso io dico siamo live, boom, vuol dire che chi è iscritto al canale Telegram, chi si è unito al canale Telegram, ha le mie notifiche anche quando magari YouTube a volte pecca, e ci aiuta anche quando vado live nelle altre piattaforme, perché stiamo curando anche altre cose. Quindi se volete seguirmi un po' dappertutto e parlare del Napoli, gli approfondimenti, ci sono vari posti, e il posto dove essere soprattutto è il canale Telegram, perché da lì non ci perdiamo nessuna notifica. Quindi molto bene, anche questa è fatta, la musica è in sottofondo, tutto a posto, dovrebbe funzionare tutto a posto, e posso parlare, posso tornare a salutarvi tutti. No, prima di salutarvi tutti, fatemi ringraziare Salvatore Cozzolino per il supporto diretto. Ragazzi, voi lo sapete come fare, se potete supportare il canale, se potete supportarmi, mettete un caffè la mattina per me e va tutto benissimo. Salvatore lo ha fatto subito dopo la partita e io apprezzo tantissimo, grazie mille. Allora, Falco Buenavista ovviamente è la prima in assoluto oggi e non manca mai. Rita, sei bellissima e straordinaria. Gli occhiali gialli, se li indossi offro il primo caffè. L'hai offerto già ed io ti assecondo.
Ti assecondo, gli occhiali, abbiamo occhiali di tutti i colori, essendo giallo si avvicina un po' al verde, quindi ogni tanto a seconda delle luci diventano trasparenti, ma ciò non ha importanza. Noi ci divertiamo. E l'amico Marcus a 613 vi ricorda il link per il canale Telegram ed eccolo qui, il bot non manca mai. Se vi unite, veramente ci divertiamo, siamo sempre di più, è tutto a posto. È tutto a posto. Grazie Sal, sei qui, che bello. No, grazie a te, grazie assolutamente a te per sempre. Sempre, in continuazione e sempre. Meno 30 per i 4.000 iscritti, Yam Bell, vediamo un pochino e cerchiamo di recuperare tutti i vostri messaggi, che ragazzi siete tanti e ci fa piacere. Non dimenticate di lasciare il like. Vale, ma che hanno fatto quelli là contro il Crotone? Forza Napoli sempre. Sono notizie che dobbiamo tenere sempre presenti, perché il Crotone ha 2 punti e uno le ha fatto contro quelli là. Pasquale Esposito, Valerio, 24 gol senza rigorini. Ragazzi, oggi non lo so, noi non è un pianto, però anche su Petagna, colpo di petto, sombrero e spinta. E ci siamo. Napoli sono che praticamente Tony, vedete Mertens è tornato, ragazzi, Mertens anche assolutamente è uno degli spunti di questa sera. Boom, sei grande Vale, sei grande tu amico mio, e che bella la tua immagine di profilo con il grandioso Diego, che voi potete sempre onorare scrivendo ! Diego nella chat. Brewer, grazie, una sfogliatella rigorosamente riccia, senza dubbio, se mi mettono davanti l'ultima cena e mi mettono davanti la frolla e la riccia, io prendo la riccia, perché non ce ne frega proprio. La riccia, quando mangi la riccia sei anche più sicuro di te stesso, perché la riccia esplode un pochino dappertutto, quindi la riccia è personalità, credo sia personalità. Buonasera Nino, come andiamo? Grazie per essere qui con noi. Nino, ragazzi, tifoso della Roma ma simpatizzante del Napoli, veramente non ci manca mai, Ale Programmer, il Gondi Insigne è fighissimo, assolutamente. Lo facciamo tutti un Forza Napoli? Ci chiede il mio mod, con il bellissimo, anche con il suo bellissimo avatar. E perché no, ragazzi? Così cominciamo con calma e facciamo le cose. Vedi, già sta funzionando. Già sapete cosa fare. È arrivato quasi il momento che non vi devo dire cosa dovete fare. Punto esclamativo Forza Napoli, così come l'ha scritto A613, e il bot vi risponde e ci divertiamo. Stasera ci divertiamo. Non so voi, ma stasera noi ci divertiamo. E tra l'altro ho un nuovo santino. Mentre voi scrivete Forza Napoli, mentre voi scrivete Diego, mentre voi scrivete tutte le cose, e adesso risponderò alle vostre domande, io ho un nuovo santino e ve lo voglio far vedere, però dove sta? Eccolo qua. Chi è? Questa è la domanda. Chi è il santino che fa così? A parte la scritta Valerio Fluido. Indovinate quale giocatore è alle mie spalle. Io cerco di non muovermi. Forza. Forse qualcuno lo può sapere perché l'ha visto in precedenza, qualcuno sa le varie emoji dedicate agli abbonati. Lo chiedo a voi, non mi muovo, sono bloccato fermo. Dai, ditemelo, siete pronti? Brewer ha vinto perché you sai che ci manca, e you sai che ci tornerebbe molto utile, perché la situazione di Lorenzo è da considerare, ragazzi, è da considerare. Allora, vediamo un pochino i vostri commenti, ragazzi. Charles Bukowski, Milan Samp, pronostico. Fabio, ciao Fabio, troppi commenti, non riesco a trovarti, ti ho trovato. Ciao Vale, buonasera a tutti, ceno e torno, godiamo, fai con calma, oggi ce la pigliamo bella liscia, grazie amico mio. Cicchetto in cascina.
E bene così. E San Marat, poteva essere anche Marat. Comunque, andiamo un pochino all'analisi, ragazzi, di questa partita. Io non riesco a beccare i vostri commenti perché siete troppo forti. Continuiamo così, ragazzi. Io sono felicissimo anche per Gattuso. Qualcuno sta bussando, evidentemente sto gridando troppo, ragazzi. È tosta, i vicini. Ma io fino alle 10:30 posso fare quello che posso fare. Massimiliano Zucca, lo vedete Insigne? Quando il supporto arriva diretto con quell'altro sistema, esce Insigne. Mamma mia, grande Max. No, ma secondo me non stanno bussando, stanno giocando col quadro, va benissimo. Oh, io fino alle 10:30 posso fare quello che voglio, queste sono le regole americane, non ci interessa. E non so, Max, se hai scritto un messaggio perché sto andando nelle chiavette, però se l'hai scritto recuperalo e scrivimelo di nuovo e nel frattempo io ti ringrazio. Samp vicino in vantaggio. Allora ragazzi, pronostico non lo so, mi piacerebbe almeno un pareggio della Samp, ovviamente, per riequilibrare un po' tutto perché il Milan se ne sta scappando, però voi mi farete sapere e mi terrete perché se io la metto comunque sono in ritardo, mi fate sapere voi più o meno quello che sta succedendo sugli altri campi. Vale, cosa ne pensi del Napoli? Allora ragazzi, un brevissimo editoriale. Il Napoli stavolta comincia bene, stavolta il Napoli approccia bene e si rende subito pericoloso con Petagna. Dopodiché bisogna dire, passiamo un pochino questa musica, dopodiché bisogna dire che il Crotone ha tenuto bene il campo nel primo tempo, non si sono arresi, non si sono chiusi, hanno fatto anche un buon giro palla. Rita non mi vuole far... vedi, grande Rita. Un'analisi bellina, silenziosa e un like. Sei troppo bella, sei. Insomma, il Crotone nel primo tempo anche bene. Il Crotone non ha dimostrato di arrendersi al Napoli. Il Napoli era ben messo in campo, il Napoli ha fatto un buon giro palla. Il Napoli con il 4-2-3-1 ibrido, perché con Zielinski lo puoi fare, però era a tutti gli effetti un 4-2-3-1 con uno Zielinski che con le capacità di centrocampista che ha legava il gioco molto molto bene. Insigne la mette, io, se avete visto la reaction, se non l'avete vista andatela a vedere e tornate. Ti ho beccato Max, ti vedo, non riesco a scriverti ma ti vedo, eccolo qua Max. Nessun messaggio, solo grazie per ciò che fai, ma non si può più usare PayPal. Come non si può più usare? Quello sempre PayPal è, amico mio, è semplicemente un altro link, perché con questo altro link esce la notifica anche qua, così me ne accorgo subito, altrimenti io poi devo andare nella mail per vedere la notifica di PayPal, ma è uguale, è esattamente uguale. Insomma, Insigne la mette, non segna mai. Insigne quando sta caldo, ragazzi, quel tiro è il suo tiro. Lo conoscono tutti e comunque segna sempre. Quindi non scherziamo proprio. Ho visto anche Tony, non me lo sono perso, amico mio. Ti voglio bene e ti ringrazio. E quindi io mi posso anche lamentare, perché noi nella partita, noi non ci facciamo sempre illudere dal risultato finale. Se qualche cosa non ci convince, noi lo diciamo sempre, sia a livello arbitrale sia a livello di gioco e di formazione. Per me Gattuso oggi doveva far riposare Koulibaly, e lo sto dicendo da parecchie settimane, e Koulibaly si prende un giallo evitabile. Per me doveva riposare anche Insigne, ma lì meno male che Gattuso è l'allenatore, perché la mette dentro e Insigne ce la sblocca. Dopodiché bisogna dire tranquillamente che quello che cambia gli equilibri di questo Napoli è Diego Demme che suggella una prestazione da rizzo vera e propria, una prestazione così, perché non è nemmeno il bel gioco, è proprio è un thug life. Diego Demme è dappertutto e ovunque, gira per tutto il campo, gira la palla bene, semplice, si fa vedere, copre, cambia gioco. Ragazzi, Diego Demme deve giocare sempre, e non me la voglio prendere nemmeno con Fabian, ma Diego Demme deve giocare, e seppure Bakayoko deve giocare, mi dispiace, ma qualcun altro si deve fare la panchina.
Non me la voglio prendere con Fabian, non lo farò. Bepi, non lo farò. Però Diego Demme deve giocare sempre. Deve giocare, a meno che non è morto, deve giocare sempre. E il resto è storia. Poi affronteremo anche il discorso di Lorenzo, affronteremo anche altri discorsi. Mario Lui oggi mi è piaciuto. Cerchiamo di riprendere i vostri messaggi perché siete belli e meritate di dire la vostra. Nino, ho ribeccato te, grande Napoli oggi, non ho visto la partita, ma dal risultato mi sembra che avete fatto un partitone. Partitone nel secondo tempo, sì, sul velluto, bisogna dirlo, quando loro perdono un uomo per espulsione giustissima, chiamata dal VAR, evviva finalmente, ecco che il Napoli può fare il giro palla, può giocare tranquillo e sul velluto possiamo fare anche degli esperimenti. Abbiamo fatto alcuni esperimenti molto interessanti che usciranno dai vostri commenti sicuramente. Ciao Vale, mi ha colpito Zielinski nei primi 2 gol, è lui che ha ispirato le azioni con giocate di qualità superiori tra le linee di difesa e centrocampo. Demme in mezzo. Amico, è così. Zielinski inventa il primo gol con un tunnel, il classico suo controllo e tocco, tunnel ai danni dell'avversario, hai creato la superiorità numerica. Così si deve giocare. Questo è il lavoro di Zielinski. Questo è lo Zielinski che può giocare nel Bayern di Monaco senza problemi. Questo è lo Zielinski che ci aspettiamo tutti ed ha tante cose da dare e oggi le ha date e è veramente è un'arma in più, incredibile. E Demme l'abbiamo detto. Claudio Paduano, secondo me anche Bakayoko ha fatto una bellissima partita, senza dubbio, anche Bakayoko ti dà quella fisicità, ti dà quell'equilibrio in campo, si mette davanti alla linea di passaggio e rende il lavoro degli avversari più difficile e più sporco, e quindi anche loro è una coppia, come ci dice Giuseppe Vespero, molto molto indovinata. Demme e Bakayoko meglio di Baka Ruiz, Tore Falanga, sono d'accordo. Ragazzi, lo sapete che mettere il like non costa nulla? Ci ricorda Marat. E vai ragazzi, ma perché quello non è cattiva volontà, i ragazzi si sono dimenticati. Va benissimo, perché si stanno godendo la live, si stanno godendo l'approfondimento. Viva Napoli, Domenico, assolutamente. Brunella ci dice, è vero, non so a cosa ti riferisci, forse qualcosa che avrò detto. Bot per Demme a Rizzo, Chris, lo farò. Fammi leggere un po' di messaggi, però lo farò. Edoardo Sargini, siamo a 100 like, bene, oggi arriviamo a 400 mi sa, voglio arrivare a 400, 4-0, 400 like, non credo si possa fare altrimenti. Mamma mia Vale, abbiamo vinto perché non c'era Fabian, scherzo o no? Non lo so. Angela, se chiedi a Bepi lui ti risponderà di sì, se chiedi a me io voglio non dirlo perché Fabian ci ascolta e mi dispiace, guaglione. Però io dico che Demme deve giocare sempre e che Bakayoko è difficile da togliere da questa squadra e che Zielinski è perfetto come terzo centrocampista che può fare il sottopunta. La risposta è tutta lì. Edoardo Sargini, per te il Napoli è da scudetto? No, non è da scudetto perché le squadre sono tantissime, perché noi ogni tanto ci inginocchiamo davanti ad avversari battibili, quindi da scudetto no, noi ci dobbiamo godere queste vittorie, dobbiamo giocare sempre con la maglia dell'Argentina e chissà. Ciao Giuseppe. Marat, iniziamo con il riscaldamento, mi raccomando schiena dritta e poi iniziamo con gli affondi laterali, 10 per gamba. Sono belli moderatori che se la vedono tra di loro. Contro la Real Sociedad sarà stadio Diego Armando Maradona. Quanto sarà bello quando si giocheranno partite con lo stadio pieno. Marcos, sarà una cosa emozionante. Dallo stadio Diego Armando Maradona è tutto. Mamma mia. Immaginate partite come quella con la Roma se ci fosse stato il pubblico. Mamma mia. E il bambino dell'altra volta. Sì, ti vedo, sì. Bambino che di notte stai sempre sveglio, bambino. Allora, Mertens bellissimo, sì Pablo, adesso ti leggo. Mertens benissimo in 20 minuti, 2 assist decisamente, e il buon Luca De Lise è tra noi,
e ci illumina Mertens, perché Mertens è entrato molto molto bene. Ragazzi, lo può fare il sottopunta, non scherziamo, si diverte, non scherziamo. Se la squadra gira bene, si può fare tranquillamente, ma non scherziamo proprio. Dove sta il messaggio di Luca? Fammi beccare il messaggio di Luca, non lo vedo. Troppi messaggi, come vi voglio bene. Eccolo qua. A tutti, e dico tutti quelli che criticano Insigne, è fondamentale, grande capitano, infatti con la Z non ha giocato bene, 1-1 il risultato. Luca, Insigne non è un caso, io lo volevo far riposare per salvarlo, per preservarlo per la partita di Coppa, ma se Gattuso lo mette sempre dentro, ragazzi, non è un caso. Insigne, oltre al gol, Insigne lega il gioco, Insigne difende, non scherziamo proprio. La Roma pensi che dà fastidio? Ha sempre arbitri contro. Beatrice, non ho visto la partita, ma ho intravisto il video di Asso, si è parlato di roba anche grave, la devo andare a rivedere, non voglio dire niente al riguardo, però amici, io lo sapete il mio pensiero, il Nord è più potente. Punto. La triade vuole tornare a essere loro, Inter, Milan e Juve a comandare, e la Roma rompe un po' i coglioni come lo ha rotto il Napoli. Secondo me non diciamo una cattiva cosa se lo diciamo. Io odio Fabian, ma è un bel giocatore. O trovi il modo di costruire la squadra intorno a lui, o dobbiamo cambiare strada e giocare senza di lui. Max, sono d'accordo, è triste, ma sono d'accordo con te. Però intorno a lui poi lo dobbiamo vedere sempre decisivo, quindi per ora io priorità al Napoli e Fabian un po' più in panchina. Vedo Ivan come moderatore bellino UK con noi, lo posso fare dopo assolutamente. Dove sta? Non l'ho visto, stanno scorrendo veloci, ragazzi, abbiate pazienza, bear with me, abbiate pazienza. Gabriele Bastevole, buonasera. Avete condiviso? Perché potete anche condividere la live con i vostri amici nei vostri gruppi WhatsApp. Lo so che tenete il gruppo WhatsApp con gli amici dove parlate del Napoli. Fateli venire stasera, che io ne parlo insomma bene, ne parlo senza esaltarsi troppo, però con l'analisi. Se arriviamo a 500 like, nella prossima live Valerio si fa i capelli azzurri. Per i capelli azzurri dobbiamo vincere qualcosina, però io, se arriviamo a 500 like, che ne sai, per giocare con Rita. Pablox, ti ho ritrovato, benissimo, però non riesco a illuminare il tuo messaggio. Gino, ti saluto ho visto al volo. Valerio, stasera ci sei da milanisti del web, comunque c'è chi pareggia 1-1 col Crotone e chi vince 0-4. Bisogna essere onesti, è così che è andata, non è nemmeno un'opinione. Dopo la mia live, vediamo quanto dura, ho promesso a milanisti del web il buon Vincent di andarlo a trovare, mi ha invitato e voglio onorare l'invito. Facciamo prima la live tra di noi e magari poi passiamo a salutare. Purtroppo, Valerio, la verità, Inter, Milan e Juve hanno sempre nel 2008 l'Inter ci rubò lo scudetto, non dimenticherò mai quel campionato lì. Amico, se noi facciamo la lista non la finiamo più. Bepi ci dice: ma per voi la maglia è diventata ufficiale, seconda in campionato? Bepi, io credo di sì, perché poi, se ti ricordi, anche la maglia della Madonna dell'Arco, cominciamo a fare ottime partite e prestazioni e diventò una costante, quindi può essere che la vedremo molto spesso. Ceno va benissimo, torna dopo. Antonio Trotta, fammi vedere, primo tempo bene, secondo tempo benissimo, senza Fabian il gioco a 100 all'ora. Demme si sta rilevando un giocatore fondamentale, io lo metterei titolare. Petagna mangia troppi gol e Guagliò, mettete like. Sì, ragazzi, Petagna sì, il primo gol gliel'ha sparato addosso. Sapevamo che Petagna non è freddo sotto porta, non è un Icardi, non è un Inzaghi, non è un Trezeguet. Fa un lavoraccio e con un campo così anche bagnato con la pioggia ci può stare, il lavoraccio l'ha fatto.
alla fine arriva alla sua conclusione. Guarda un po', secondo gol di destro che non è il suo piede, alle volte con il piede che non è tuo la tiri un po' a come viene ed è meglio perché beffi il portiere. È così. Con questa maglia, dice Pasquale, sempre 4 gol, 2 su 2, è vero. Anche con la maglia che hai tu qua, nel tuo avatar, probabilmente faremo 4 gol. Comunque, gli amici bellini del gruppo Telegram sanno, io l'ho detto, loro sono loro testimoni, ho detto stasera dobbiamo vincere 6-0. E loro mi hanno detto, ma che è un pronostico? Ho detto no, dobbiamo vincere 6-0, cioè dobbiamo dimostrare dominio assoluto e niente sofferenza. Niente sofferenza. Ah, ecco perché Insigne sente una maglia per pescare un gol. È la battuta che ci sta, perché Insigne di Pescara, ricordate che era anche molto più goleador, adesso è un po' più maturo, deve fare l'assist, ci sta. Zielinski fenomenale con il suo essere ambidestro, come mi diverte, non dà punti di riferimento, non sai dove devi andarlo a marcare, è vero. Francesco Raia, io non credevo che Demme segnava neanche se mi davano 1000, è vero amico mio, Demme non ha tanti gol nei piedi, però questo che cos'è, il secondo che fa con noi? Credo solo il secondo, non è il terzo. Però ci crede tanto e sono troppo contento perché Demme è proprio l'equilibratore. Mamma mia, com'è forte. Demme è proprio forte. E non so se avete visto nella reaction, mi stavano scendendo di nuovo le lacrime perché è Diego che segna, perché non si chiama Diego per caso. Vabbè, voglio like per Petagna e Fabian. Credo proprio che quando lo venderemo ci mangeremo le mani. Jorginho, sì, ma guarda che su Jorginho noi lo sapevamo che era un grande giocatore e perdendolo perdevamo tanto, però l'offerta era troppo alta, bisognava venderlo. Peppino, amico mio, cugino, a me Petagna piace molto, secondo me fa un bel lavoro di fisico e di posizione, è un po' il giro dei poveri, poi Guaiù è il terzo attaccante ed è così, è giusto così, Giuseppe, come terzo attaccante va bene. Lino Bailo. Un saluto a tutti gli amici bellini, amore. Ed è amore vero. Ragazzi, io poi sta per nascere nella mia mente un nuovo tormentone, a parte i rumori, a parte amore, me ne è tornato in mente uno che tra un po' ci divertiremo, va bene per tutto. Lo saprete presto, iscrivetevi al canale Telegram che lo saprete. Cosa ne pensi dell'atteggiamento di Conte su Eriksen? Ah, che bella domanda, Giancarlo, ne volevo parlare. Lo dico perché sarebbe un sogno vederlo con noi. Sì, non credo che il Napoli è su Eriksen, non credo che possiamo permetterci cartellino e ingaggio, però per me Conte sta facendo una bastardata, cioè non lo puoi mettere 2 minuti ogni volta che la partita è finita, sembra quasi che lo fa apposta. Eriksen comunque zitto, si toglie la maglietta, entra e si sta comportando da professionista. È una brutta roba. Spero per noi che siamo comunque concorrenti dell'Inter che questo possa un pochino creare dei dissidi nello spogliatoio, Spero io. Demme ha fatto gol anche con il Rijeka, allora sono 3 in tutto i gol con il Napoli, fatemelo sapere nei commenti, perché io poi, sapete, la mia memoria, io mi devo ricordare canzoni, adesso mi devo ricordare i gol, i giocatori, gli arbitri, la giurisprudenza, troppa roba da ricordare. In questo buon Napoli voglio evidenziare una nota positiva, Mertens da subentrato, e una negativa, i terzini per me entrambi imprecisi nei passaggi. Francesco, sì, Di Lorenzo maluccio anche oggi, si deve dire. Rui mi è piaciuto abbastanza, ha fatto delle cose anche buone, però sì, Di Lorenzo è il problema, ma il problema è Malqui. L'idea che Malqui non è stato convocato, qualcuno me la deve spiegare. Non sta bene, non rientra nei piani di Gattuso. Oggi era la partita in cui far riposare qualcuno, perché Di Lorenzo, ragazzi, so che è sotto i riflettori perché non sta giocando bene, ma non sta neanche riposando mai. Non c'è Yusai, non c'è Malqui, non puoi mettere Gulam a destra perché è tutto sinistro, Mario Rui. Ci potresti mettere Maksimovic per farlo riposare, però
bisogna capire la situazione di Malqui perché è strano. È strano, questa era la partita sua. Ciao Vale, ciao Andy, mi sai spiegare che significa quel rinvio di fondo con i due centrali che passano al portiere al centro e poi si perde palla puntualmente e perdiamo tempo importantissimo. Adesso ti spiego. Rita, un caffè a un bellino entrato in live. Chi è entrato? È entrato Ivan? Fammi sapere chi è entrato. Sei straordinaria. Il passaggio, il famoso, per rispondere a Andy, il famoso fazzolettino che noi facciamo, passa a Ospina, passa a te e così, serve per farti fare il primo pressing. Quando ti fanno il primo pressing, l'avversario perde un po' la posizione e se c'è buon movimento senza palla, si aprono degli spazi per poi lanciare. Ovviamente, se gli avversari lo fanno bene e si muovono compatti, comunque non si crea lo spazio e a quel punto tu, per non rischiare, sei costretto a lanciare. Ora, capisco che questo è una cosa che fa incazzare me, fa incazzare tutti quanti e molto spesso perdiamo palla lo stesso perché se ci pressano bene e non siamo in grado di liberarcene, dobbiamo per forza lanciare perché il pericolo in aria non va bene. Però oggi che c'era Petagna, qualche lancio in più l'ho anche visto, ma si può fare. Poi Ospina è anche in grado di lanciare direttamente le punte. Lozano, ragazzi, non dimentichiamo Lozano. Oggi Lozano è stato straordinario. Se ne è scappato dietro, si è preso tantissimi falli, ha segnato. Bella roba. Top scorer del Napoli? Confermatemelo nei commenti. Ottavio Larini, buonasera Vale, i terzini entrambi stanchi, oggi si è sentita la mancanza del famoso terzino che dovrebbe arrivare da anni. Esattamente. Ci confermano terzo gol per Demme, Giuseppe Vesparo, il primo contro la Samp, uno oggi e uno con il Rijeka. Grande. Meno 9 like per i 150, forza ragazzi. Non trovate che la fase difensiva sia un po' ballerina? Se così, quali potrebbero essere le motivazioni? Scarso filtro a centrocampo, difesa zona o altro? Chris, ballerina non lo so, oggi non abbiamo rischiato tanto, era un Crotone che nel secondo tempo era anche con un uomo in meno. Per me la fase ballerina dipende da Koulibaly che deve riposare, perché anche Koulibaly oggi non mi è sembrato proprio perfetto in alcuni, e soprattutto nel primo tempo se li è persi un paio di volte. Fate riposare Koulibaly, fate giocare la coppia Manolas Maximovic e vedi che balliamo di meno. Poi i terzini fanno parte della difesa e anche loro devono riposare ogni tanto, ragazzi. Devono riposare ogni tanto. Mertens 2 assist assolutamente. Lozano ha fatto ammattire Reca, assolutamente. Male solo la fase difensiva, Lozano. Sì, vabbè, c'era anche poco secondo me l'ha guardati poco perché voleva più impegnare in attacco. Comunque quando affronti una squadra più scarsa devi fare anche meno fase, devi fare le preventive, ma meno fase preventiva, difensiva e più pericolo per gli avversari, assolutamente. Esatto, top scorer Napoli-Lozano, 5 gol in 9 partite. Francesco Marchetti, puoi salutarmi Batteri Vittorio? Ti seguo da qualche mese, continua così. Francesco, ti ringrazio e ti saluto il buon Vittorio, spero che anche lui ci raggiunga. E Rita si deve stare quieta perché un amico bellino che ci vede metta il like MO. Lozano 42 milioni spesi bene, anche se il primo anno male perché era un attaccante centrale. Mi sale la rabbia per queste scemenze, ma Gattuso bravo a farlo giocare nel suo ruolo. Sì ragazzi, ma lo sapevamo anche con Ancelotti che non poteva essere prima punta, poi lo può fare in emergenza, lo abbiamo detto, ma lì deve stare all'esterno, ti scappa, non è mai, è difficile da prendere ragazzi. 40 milioni ben pagato, non era un esagerato come viste le quotazioni degli altri. 0-0 tra Samp e Milan. Grazie Angela per l'approfondimento, per l'aggiornamento. Elpidio, buonasera amici bellini, dobbiamo essere molto pragmatici ma pure molto
pragmatici in fatto di segnali da Dios in questa maglia. Smettiamola qui. I Sabaudi pareggiarono. Certo. Smettiamola. Qui i Sabati pareggiarono. Sì. Ora la Real Sociedad sta giocando contro l'Alaves. Vi aggiorno sul risultato. Benissimo, Giancarlo. Davide, ti saluto. Andiamo a vedere il... sì, Evelyn. Sì. Non aggiungo altro. Se avesse la continuità, Zelinski non ha niente da invidiare. A corsa, a fisico, a tutti e due i piedi, a dribbling, a conclusione, non ha niente da invidiare. Gli manca solo la continuità. Veramente gli manca solo la continuità. E poi può giocare dove vuole lui. Speriamo nel Napoli a lungo. Francesco Raia, ma ne parliamo del primo gol, tunnel di Zelinski e tiro a giro di Insigne? Se non è questo un gol da copertina, non so quale sia. Mamma mia. Mario delle Vedove, vedo nomi nuovi, va bene. 3 gol in tutto, penso Steve si riferisca ancora a Demme. Forte Lozano, fortissimo, assolutamente. Marco, che goduria, mamma mia, oggi ci siamo divertiti, ragazzi, così sì, ma era importante la risposta contro una squadra piccola, credetemi, batteria Suppa 200, godiamos. E Carlo Coccurullo, lo vedete? Quanto è bellino. Guardate a Carlo Coccurullo, grande. Grazie, amico mio, grazie. C'è gente che ha pagato con Dombia 40 milioni. Bravo Mario, così non devo dirlo io. Bravo Mario. Tra poco si avvicina il mercato, chi prenderesti e il perché? Qualcuno di questo campionato o campionato estero? E saluta mio fratello Achille Trotta, ti prego. E tra poco 200 like, continuiamo così. Un abbraccio a tuo fratello Achille. Antonio, io prenderei sempre un terzino sinistro. Dico che il sogno inarrivabile è Angeligno dell'Ipsia. Un buon terzino, può essere Palmieri, può essere chiunque. Per il resto avevo visto un altro messaggio che mi piace sottolineare, che è questo qua di Vincenzo, no? Ennesima dimostrazione che il modulo non c'entra nulla, ma conta l'atteggiamento e l'intensità. Grazie, chiudiamo tutto, me ne vado perché non c'è più bisogno di aggiungere altro. Ciao. Non è vero, stiamo qua. Però è così, ragazzi, è così. Con il 4-3-3 giochiamo più a memoria, sì, ma si può fare anche il 4-2-3-1 e nel secondo tempo bene Gattuso a sperimentare qualcosina di nuovo. Abbiamo visto per qualche minuto Insigne che rimaneva a destra, lo abbiamo visto sotto punta con Mertens che si era spostato a sinistra per un attimo, Lozano che era ritornato a destra. È stata una fase post calcio di punizione, quindi probabilmente non era neanche troppo voluto, però per dimostrare che Insigne lo può fare se si impegna anche il sottopunta qualora ne servisse un giorno, no? Insigne fa sempre il solito movimento in Italia, i difensori non studiano un cazzo sugli avversari e comunque gufa di meno, va, tanto lo scudetto lo vincete sempre l'anno prossimo. 5-5, non riesco a capire che tipo di logo è quello, è una roba di Milano, di Inter, perché c'è la croce che sembra quella di Milano, ma comunque i difensori hanno voglia di studiare. Se Insigne fa quel movimento dal Pescara, che sono 10 anni, e non lo beccano e i portieri non la parano, vuol dire che le cose semplici, quando le fai bene, e voglia fa. Il taglio di Cagliacon, oggi l'ha fatto Lozano, che i difensori non lo sanno, certo che lo sanno, certo che lo studiano, ma hai voglia di studiare, perché quando lo fai bene, lo fai veloce, state buona Maron, si dice a Napoli e si dice anche a New York. Quindi non ci sta niente da gufare, niente, cioè, tu sei venuto qua, di che paese sei, di che squadra sei che sei venuto qua? Non puoi essere della Juve, perché se sei della Juve e sei venuto a sfottere tu qua col Crotone, hai sbagliato proprio palazzo. Se sei di un'altra squadra che magari sta giocando in questo momento con la Sampdoria, si fanno i complimenti perché siete forti, ma quest'anno, ma attenzione sempre. Comunque Mertens lo vedo più uomo da risoluzioni speciali in questo anno, meglio centellinarlo e mantenerlo fresco. E questo pure è giusto, Tore, perché Mertens
rischia anche lui di stancarsi, non è più un ragazzino, quindi va bene centerlinarlo, potrebbe funzionare. Andiamo a beccare qualche altro messaggio. Ho visto Andrea Pizzali. Vale, se non mi sbaglio, Oyarzabal è infortunato e potrebbe saltare Napoli-Real Sociedad. Speriamo. Speriamo, perché è uno di quelli che ci può mettere più in difficoltà. Dite a 5-5 che Robben ha fatto le stesse cose per 15 anni e la palla spostata col piede debole non l'ha mai presa nessuno. Vabbè, ma l'ho detto anche io, ma ragazzi, c'è poco da commentare quando fanno questi commenti così. È gente che sta rosicando, è gente che rosica per la vittoria del Napoli. È evidente. Il commento del tizio ha un significato. Sto chef non capisci manco. No, ma è così, è una cosa talmente banale e poca roba che si lascia il tempo che trova. Ma una domanda, tra poco abbiamo l'Inter, se è così, attenzione che abbiamo anche la gara con il Real Sociedad. No, tra poco no, abbiamo prima la Sampdoria. Abbiamo prima la Real, poi la Sampdoria e poi si vede. Quasi gol del Milan. Quando tornerà Osimhen, ragazzi? Quando tornerà Osimhen, top. E speriamo che possa tornare per la Samp, così possiamo fare un po' di turnover ragionato. Bravo Mario, e Mario nella live, gran bel nome. A me sembrava dentro. Attenzione, che sta succedendo? Ah, c'è un gol non gol? Sicuro danno il gol al Milan, era dentro la palla, ragazzi, e quindi il Milan sfiora il gol. Qua ci sarà la goal line technology. 16 dicembre, Inter Napoli, grazie Marat, sei perfetto. E Rita è spettacolare, va bene, non c'è proprio niente da dire. Carmine Rea, per me Demme potrebbe giocare titolare. No, ma deve giocare tranquillamente titolare, ma assolutamente. Dovevo mettere questo per rispondere a 5-5. Non fa niente. Quel movimento è quasi come quello di Del Piero, semplice ma efficace. È così, ma le cose semplici. Perché Rezze mi fa demmare? Rezze mi fa demmare, Demme mi fa rizzare. Perché? Perché fa le cose semplici. Sono le cose semplici. 1-0 Sampdoria, gol di Quagliarella? È un pronostico o è quello che è successo? Ma di Rebic il gol? Ragazzi, quindi stanno succedendo cose pazzesche? Stanno succedendo cose pazzesche a Genova? Controlliamo. Antonio Donelli, il centrocampo sempre a 3, sei d'accordo? Antonio, oggi attenzione perché non era a 3, Zielinski era sotto punta, ma per le sue caratteristiche, per il suo istinto da centrocampista, viene a legare meglio e quindi è un ibrido, è a 2 perché Demme e Bakayoko erano vicini e in fase di possesso si mettono verticali perché in fase di possesso si devono mettere verticali per creare le triangolazioni, e Zielinski è libero di svariare. Poi in fase di non possesso l'ibrido lo vedi meglio perché se Zielinski va a fare il primo pressing vuol dire che stiamo 4-4-2 e quindi il primo pressing di Zielinski vuol dire che lui è il sottopunta. Però per le caratteristiche risulta 3. Alla grande quando mi fate fare un po' di analisi tattica. Allora, il signor Matteo ha detto una cavolata, non l'ho letto il Matteo, non ho capito dove ci siamo, ma comunque va bene, non è successo niente, 0-0, va benissimo, 150 like, ragazzi, oggi dobbiamo arrivare in alto, ma per il Napoli, mica per me, per il Napoli. Io sogno via Lobo e Milik in Eriksen, 4 centrali, Zielu, Fabian, Baca e Demme e 2 trequartisti Mertens e Eriksen. E abbiamo Elmas che può giocare ovunque. Se contiamo pure la nostra duttilità, mamma mia. Vincenzo, ok, però come 4 centrali, come li sviluppi? Cioè non ho capito. Vabbè, nel senso, non tutti insieme. Hai fatto semplicemente la lista. Va bene, sì. Sarebbe tanta roba.
Però secondo me non dobbiamo cambiare in questo momento, va bene, stiamo studiando per fare bene il centrocampo a 2, il 4-4-2, il 4-2-3-1, per tutte l'estate abbiamo lavorato su quello. Poi manca Osimhen, fai di necessità virtù. Mamma mia, si viene Emerson, magari. Matteo, non lo so, secondo me con oggi abbiamo capito che Gattuso lo farà giocare finché non si infortuna o finché non prende una squalifica, perché se non riposava oggi non so quando. Hai detto la lista? Sì, l'ho capito. Napoli-Milan sempre 0-0, ragazzi, grazie per l'aggiornamento. Ottavio, la cosa migliore in assoluto del Napoli è che fa sperare bene, che segnano tutti e non siamo dipendenti da nessun giocatore in particolare. Mi piace questa cosa qua, mi piace, grande spunto, perché poi puoi andare in difficoltà. Ragazzi, noi la mancanza di Osimhen l'abbiamo anche sofferta, e la stiamo soffrendo, però se facciamo di necessità virtù, molto meglio. Su DAZN tedesco, esultanza del commentatore sul gol di Dem. Ah, che bello! Io ragazzi la sto vedendo in inglese sul DAZN canadese, perché Renato è un grande e mi ha aiutato, e in inglese è anche sfiziosa. In inglese Dem lo chiama Dem, non finisce la cosa. Gli altri nomi bene o male si arrangiano, ma Dem lo chiama Dem, Diego Dem. Ti saluto Luigi, assolutamente. Fase difensiva veramente buona, facciano silenzio gli scettici. Mario Pugliese non vuole sapere niente. Rigore per il Milan? C'era? Fatemi sapere. Nino l'aveva detto. Fatemi sapere. Fino al cartellino a caso. Sì, Amora, è così. Grazie per la risposta molto precisa e da competente. Comunque comunicazione di servizio, mi sono appena iscritto. Grazie Antonio, non so perché non sei uscito come notifica come appena iscritto, però forse ogni tanto ci mette un po' a risultare. Grazie e benvenuto, assolutamente. Grazie per la domanda che mi permette di fare l'approfondimento tattico. Ma hai visto la Juve è un orrore? Io l'ho vista incredibile come il Torino si è fatto recuperare. Antonio, il Torino è scoppiato, il Torino dura mezz'ora. Un po' come il Crotone, il Torino dura mezz'ora e purtroppo la Juve è attaccata, alla fine hanno indovinato il colpo di testa due volte, McKennie e Bonucci, e l'hanno rimessa in piedi. Qualcuno dirà grande squadra, qualcuno dirà la squadra cinica che vince con un gol di scarto, così si vincono i campionati, la famosa narrativa, no? Di quando la grande squadra non la chiude subito. Però il Torino è reo di non aver resistito abbastanza. Goldi che sì, ci dicono rigore assurdo. Roberto, non lo so, fatemi sapere. L'ammonizione su Politano inesistente. Sì, non mi spiego, amico mio. Ci sono state oggi che abbiamo vinto 4-0, ragazzi, me lo fate dire? Arbitraggio molto strano. Cioè, il VAR che lo chiama bene, ma anche lì, se non era, mi pare che non diede nemmeno il giallo, non ha dato nemmeno il giallo a velocità normale, e si doveva rendere conto che era una cosa pericolosa. Quindi arbitraggio comunque che non mi ha convinto, Rigorino su Petagna, poca roba, a noi non ci danno il rigore solare, figurati se ci davano quello. Ma che tu ammonisci Politano che non chiede niente, che è semplicemente inciampato, una roba veramente strana. E ci segniamo un altro rigore non dato, ce lo segniamo quando vinciamo, ce lo segniamo. Allora, bisogna avvisare i gruppi londinesi pro Napoli, o Guaglione deve crescere. Sì, Ivan, dove stai? Io vedo che Rita ti scrive, però non ti trovo, Ivan. Sei da qualche parte e non ti ho trovato. Ti troverò, amico mio, ti troverò. Allora, Andrea Pizzari, la prima notizia di Google: lo spagnolo Mikel Oyarzabal si è infortunato durante la gara contro i croati del Rijeka e si è procurato una lesione muscolare di primo grado alla gamba destra. Dispiace per il ragazzo, i rumori, e dispiace per il ragazzo, ma è una buona cosa per il Napoli.
Comunque, tenendo conto della partita non giocata contro la Juve e il conseguente punto in meno, stiamo avendo un buon rendimento. Giancarlo, è innegabile, ma anche ottimi numeri a livello di gol fatti, a livello di difesa, buoni numeri. Sì, era sfinito dalla galoppata, ma assolutamente. Quello comunque lo trattiene per la maglia fuori area, quindi non sarebbe stato rigore. Sempre onesti dobbiamo essere. Lo trattiene per la maglia, poi lo molla, poi lo spinge un pochino, poi lui cade, non chiede niente, ma sta munizione arrosta. Sì, che proprio disonesti. Sono disonesti. Poi non ho sentito la telecronaca di Sky e quindi non lo so, perché io oramai sono da zone in inglese, in canadese. Al Fanta ho tutti i marcatori del Napoli più Mertens. Gulu e Zeli. Wow, Chris, hai vinto. Hai fatto piangere il tuo avversario. Club Napoli-Londra, non so se esiste. Io credo che esista, Tore. Però mettetevi d'accordo, perché Tore pure sta a Londra. Mettetevi d'accordo. A me piace se riesco a mettere in comunicazione per varie persone. Non male. 8 rigori su 9 partite per il Milan. Attenzione. Noi 0, Poi se ci sono, ci sono. Poi i rigori per la Lazio non vogliamo parlare. Se io apro la porta e non metto bene la chiave e faccio un pochino rigore per la Lazio. Poi li devi segnare, ovviamente. E li segnano, però, mamma mia. Esiste, finalmente ti ho beccato, Ivan. Esiste il Club Napoli-Londra. Vai, allarghiamoci che parto con il dissing in inglese, Parto subito con il dissing in inglese. Ma il DAZN canadese ti fa vedere tutto il campionato? Quasi quasi ci faccio un pensierino. Amico mio, sì. Allora, io ho capito una cosa, che DAZN, a seconda dove tu ti trovi, ma questo non potrei dire, ma insomma, io pago perché c'ho l'account, non è niente di così. Però se mi trovassi in America, DAZN ti fa vedere solamente il pugilato, perché i diritti per la Serie A e per il calcio ce li ha ESPN. DAZN invece in America c'ha tutti i diritti del calcio e allora si vede tutta la Champions League, si vedono tutte le partite, ed ecco che per vedere DAZN io la mattina mi sposto in Canada, poi torno a New York e faccio la reaction. Ci siamo capiti? Il rigore al Milan ci stava, il problema è che in situazioni analoghe a noi non lo danno. 97 Banechiaro, buonasera, benvenuto, bentornato. Ma così. No, va bene, lo stanno anche se scrive in piccolo, va benissimo. Su Politano e giallo non c'era, no, ma inventatissimo. Politano cade, rigore per il Milan. È così, ragazzi. È così. Ragazzi, allora io creo l'hashtag Demmea perché lo devo fare. iPod. Datemi un secondo che devo creare il punto esclamativo Demme. Se lo merita. Se lo è meritato sul campo, custom. Aggiungi comando punto esclamativo. Aspettate, non scrivetelo ancora perché non è pronto. Non è pronto ancora, eccolo qua. Submit. Potete farlo partire, ragazzi. Punto esclamativo Demme, tutto attaccato. E vediamo se il bot è pronto e reagisce come reagisce Demme quando c'è da fare la lotta e la battaglia. No, non uso quello, ne uso un altro, quindi, ma dato che non mi danno niente, non faccio il nome. Se poi lo volete sapere, me lo chiedete in privato, io ve lo dico, perché funziona molto bene. Ma è tutto merito di Renato, l'amico bellino tifoso del Verona che mi vuole più bene di un fratello acquisito. Vedi come risponde? Grande. Poi Panzer con le bandiere della Germania, fai questa. Vabbè, però il Panzer a me mi dà l'idea di uno enorme, invece Demme è piccolino, ma è toast. È toast da morire. Scrivo tra un risotto e un raviolo. Luigi della Vecchia ci dice ISPN
5 al mese. E questa potrebbe essere la soluzione per noi in America, amico mio. Però in questo momento l'ottimo Renato mi ha aiutato con l'account DAZN e finora mi trovo bene. E anche quello è supporto, perché ho risparmiato questi 5 euro al mese e non è male. Va bene così. Basta. No? Siamo contro come si dice, la pirateria, perché la pirateria uccide il calcio, non i rigori inventati. La pirateria uccide il calcio. Sì, così sembra, amico mio. Finora non mi sono perso niente. Ecco Evelyn, esattamente, è così. Come vedi sta... ok, dopo Walter, dopo ti faccio sapere, anche se il VPN che sto usando... Vabbè, ma penso che ci siano i VPN gratuiti. Però il VPN che sto usando io adesso... è comunque a pagamento, perché comunque è stabile e non ti dà problemi. Però secondo me ci sono delle soluzioni. Dopo ti faccio sapere nel gruppo Telegram, assolutamente. Cristian Romeo: ha un culo il Milan quanto una casa, sempre Forza Catania e Napoli, amicizia infinita. Sempre, amico mio, il Catania è una di quelle squadre con cui il gemellaggio resiste alla grande, ci piacciono. Milan cinico, perché si dice cinico quando uno vince 1-0 ed è giusto anche così. Mario Gaudiello: Valerio, non pensi che dovrebbe giocare sempre Delme per un centrocampo più equilibrato? Mario, la risposta è sì. Lo Bobobobotka ha deciso di giocare a Rappi, ragazzi. È un fisico mio, vi rendete conto? Non sto mantenendo il fiato, non mantengo il fiato. La vedete questa? Non può un giocatore di calcio avere così. Poi c'è per costituzione, perché anche un amico mio, il mister, c'ha gli addominali che escono più fuori e quindi sembra che... Ma tu devi lavorarci sul fisico, amico mio. È il tuo lavoro, hai pochi anni di carriera. Forza. Fate un po' in più. Fate qualcosa in più, perché sennò bobotta. Non va bene. Babbolotto. Valerio, per favore, spiegami come fai a trovare questi voli così veloci che ti fanno palleggiare tra New York e Vancouver. Sicuro regionale Caserta Salvi. Giovanni, sì, i potenti mezzi del Caffè Napoli. I potenti mezzi. Panzarotka. Demme Panzer, secondo voi ci serve un vice Insigne? Carmine, Insigne è abbastanza unico per il lavoro che fa. E al posto di Insigne ci può andare Lozano, ci può andare Elmas, ci può andare Mertens, ci può andare anche Fabiano con caratteristiche diverse. E non c'è un vice Insigne che si fa la panchina giusto per quando Insigne quei pochi minuti che non gioca. Ce le abbiamo le soluzioni, non c'è problema. Valero Lobotka, le osse doppie. Hai ragione, Marat, hai ragione, sono le ossa, è Costituzione. Il Napoli è una grande squadra, Roberto Norelli. Sì, poi perdiamo, pareggiamo, il Napoli fa schifo, Serie B, siamo pure fatti così. Insigne con questa sono 3 partite che sblocca con gol assurdi: Benevento, Roma e oggi. Oramai sta diventando sempre più leader. Mare chiaro, hai ragione. I pesci pigliati a Botka, pure ha ragione. Potremmo creare nuovi hashtag Stanislav Fluido Panzarotka. Ragazzi, io sono giustificato, io sono un musicista, da musicista sono passato a fare lo youtuber, quindi da che almeno andavo in giro con gli amplificatori, alzavo casse, strumenti, eccetera, eccetera, io sto andando a scrivania a creare contenuti per voi, molto meno a palestre. Le palestre stanno chiuse, se faccio la palestra in casa vengono a bussare. Ho tutte le giustificazioni per essere Lobotka. Lui deve impegnarsi. Mi ricordo Salas aveva la pancetta e giocava molto bene, quindi Lobotka avanza a Potne. Fabio, ce n'era un altro che molto spesso era in sovrappeso, ma era il migliore di tutti. Qualcuno se lo può permettere. Salas è un grandissimo giocatore. Lobotka deve fare qualcosina in più per dimostrare che può permetterselo. Boga, Vale. Boga, sì, dove sta?
prendiamolo. Tu dici come Vice Insigne. Se arriva a Bocà si gioca la maglia da titolare, cioè cioè il discorso Vice Insigne è complicato perché Insigne rappresenta tanta roba, a prescindere, no? Rappresenta il capitano, rappresenta una certa leadership, a volte sì, a volte no, però si prende la squadra sulle spalle quando abbiamo difficoltà, bisogna dirlo. Non è che poi appena Insigne non è leader, un attimo, la leadership è importante e lui è uno di quelli che ce l'ha. Non sempre, però. Il discorso vale anche per esempio per la Roma, no? Ora non ho visto il primo cartellino giallo dato a Pedro, però il secondo purtroppo da dietro lo trattieni, era netto. Lì Pedro, abbiamo sempre detto, Pedro ti dà la mentalità, Pedro ti dà la leadership perché ha vinto dappertutto, eccetera, eccetera. Alle volte anche i giocatori importanti sbagliano. Ibra non fa una cacata su un calcio d'angolo dove la prende che vuole fare il karate e gli avversari segnano perché fa quasi autogol. Capita a tutti. L'importante è avere il 90% delle partite con un grande rendimento. Valerio, rivista la Momero, lo dico di nuovo, rigore ridicolo per il Milan, 8º in 11 partite. Fabio, lo rivedrò prima o poi e ti dirò la mia anche in privato. Via Leo the First. Ciao Valerio, un saluto dalla Germania. Che ne pensi di Malqui? Amico mio, Malqui è un caso perché oggi non è stato neanche convocato. Chissà se qualcuno gliel'ha chiesto a Gattuso, non credo, perché quando va tutto bene le domande non gliele fanno, però questa è la partita dove Malqui doveva giocare, per me titolare, per far rifiatare un po' Di Lorenzo, non convocato. Voglio sapere se ha dei problemi fisici o se Gattuso non lo vede proprio. Quindi è una delle cose su cui riflettere. Complimenti, sembra una console di una radio. Tutta la situazione c'è un po' di ombre, però dove stanno? Qua. Ragazzi, faccio il possibile, qua in questa cameretta non è facile, però io mi diverto, lo sapete, con la grafica. Allora, vediamo un pochino. Vale, secondo te Insigne rimarrà a Napoli fino a fine carriera? Io spero di sì. Io credo di sì, Angela, perché poi dove va? Cioè, una squadra più forte di solito punta a esterni che segnano un pochino di più. Insigne nel Napoli, secondo me, è la sua dimensione perfetta. Poi si è anche cambiato il procuratore. Quando lasci Raiola vuol dire che non hai questa esigenza di cambiare maglia, secondo me. Milan 7, Roma 4, Sassuolo 3, Torino 3, Crotone 2, Sampdoria 2, Juventus 2, Lazio 2, Atalanta 1, Parma 1. Questi è il numero dei rigori? Malqui oggi ha pubblicato, mi interessa questa cosa, Axfor, Malqui oggi ha pubblicato un tweet con delle faccine come per dire perché io no. Ah sì? Questa è una roba interessante. Le faccine vanno interpretate. Navajo, like 185 for you, grazie amico mio, arriviamo a 200 ragazzi. Meno 12, dai. Io lo so che state là, che vi siete dimenticati, che vi state godendo la live del bel gioco, state là così, magari vi mangiate una cosa, no? Oppure vi sorseggiate un cicchettino ed ecco che state là, vi state godendo, come si parla di calcio e come sono belli i commenti degli amici bellini, perché voi ne capite di più e ti dà gli spunti, eccetera, eccetera. Vi siete dimenticati di mettere like. Vi vedo che vi siete dimenticati. Capita anche a me che guardo le live, sto bello là, questa è una cosa interessante. Like. Ed ecco perché lo youtuber a volte deve ricordarvelo. In realtà, ok, mi ero perso. Un amico giustamente detto, punta, questa squadra se avesse ripreso Cavani non avrebbe davvero confini. Ottavio, sì, però il Cavani dell'epoca, sì. E il Cavani dell'epoca poi sarebbe titolare sicuramente, e però ne devi togliere un altro. È chiaro, levi Petagna, metti Cavani, è stato buono e va benissimo. Però il Cavani di oggi
non sta dimostrando di essere come Ibra, cioè immortale e sempre decisivo. Il Cavani di oggi fatica nel Manchester United, forse nel Napoli non faticherebbe, non lo so, però sono scommesse. Sappiamo che comunque costava assai perché voleva un ingaggio incredibile e non se lo abbassa per tornare al Napoli, e quindi dobbiamo guardare avanti. Purtroppo non ho potuto vedere la partita, un mini riassunto. Nicolas, guarda, ti rimando a vedere la reaction che ho fatto. Gabriel Grimaldi. Nicolas, ti rimando a vedere la reaction che ho fatto, che spiega benissimo la partita. Ci sono le immagini coperte dagli occhiali del bel gioco, perché sennò mi chiudono il canale. Comunque il Napoli ha approcciato molto bene, dopodiché nel primo tempo Giovanni. Dopodiché nel primo tempo la sblocchiamo con Insigne, controlliamo, il Crotone resiste un pochino, nel secondo tempo cartellino rosso per il Crotone sacrosanto e il Napoli sul velluto dilaga. Ecco il riassuntino. Shiba Dog riding with a brush, writing number 1 on a piece of paper. Questo è il super sticker utilizzato dall'ottimo Gabriel Grimaldi, che abbraccio e che spero che stia bene sotto tutti i punti di vista, amico mio. Giovanni dice: sei proprio simpatico, adoro le tue reaction. Amore, grazie mille amico mio, faccio il possibile per non farvi mancare mai un po' di intrattenimento, perché questa squadra a volte ci fa bestemmiare, a volte ci fa fare delle cose. Questa è la bandiera dello secondo scudetto, che ogni tanto se ne cade, ma noi la mettiamo in piedi e niente, non resiste. Vabbè. Grazie mille. Ma in fondo Sarri lo diceva, le maglie e strisce per ottenere rigori erano rossonere. Angelo Sarri fu Giuda in quel caso. Non è vero, io parlavo del Milan, stavo con l'Empoli. Bugiardo. Non ho visto la partita che lavoravo, ma ho sentito la telecronaca e mi pare che fino all'espulsione il Napoli non ha giocato benissimo. Al primo tempo molti tifosi erano critici. Cosa ne pensi? Anche io. Se vai a vedere la mia reaction, anche io nel primo tempo non ero super entusiasta. Il Crotone ha tenuto bene, l'ho appena detto. Però poi nel secondo tempo, quando si sblocca la situazione degli 11 contro 10, il Napoli prende anche più coraggio e sono serviti altri 5-6 minuti per capire che eravamo uno in più, perché il Crotone si stava muovendo bene. Poi sono morti perché hanno dato tutto, hanno dato troppo, ed è uscita fuori la maggiore caratura tecnica. Così si dice di solito. Il Cavani al Manchester United ha risolto 2 partite da subentrato, anche con doppietta. Sì, Andrea, però vedi, da subentrato vuol dire che non è sempre titolare. Io lo sto cercando di guardare il Manchester United ogni tanto. Cavani non titolare a me mi fa strano. Vuol dire che gli altri sono più forti? Ciao Caffè Napoli, sto leggendo i commenti dei romanisti. Che piagnoni, prima parlando di squadre che si lamentano degli arbitri, poi succede a loro e vengono insultati anche dai loro calciatori. Romoletto, non lo so, ripeto, io non ho visto la partita della Roma, ho letto di cose strane a livello arbitrale e sono anche solidale, perché lo capisco. L'importante è sottolinearlo sempre. Quando lo sottolinei sempre, anche quando vinci, allora sei più credibile. Se invece ne parli solamente quando perdi o pareggi, ecco che ti chiamano piagnone. Però io sono solidale, perché non esiste con questa cosa che uno dice piangete e uno sta da stare zitto. Se c'è un'ingiustizia rilevata da qualcuno, bisogna dirlo. Bisogna essere onesti, e se la cosa è onesta, la protesta è onesta, va benissimo, io l'accetto, perché capita anche a noi. Su Facebook ho visto un tuo video reaction di Napoli-Lecce. L'hai visto, amico mio Giancarlo? Perché voi credete che io sono fresco di cannuccia, che sono il pescetillo appena uscito dall'uovo. Io faccio reaction, ragazzi, da quando... Io ho anche una reaction non di 9 anni fa, ma di prima che partissi per l'America, di 10 o 11 anni fa. Reaction di gol del Pocio mi pare che fosse il gol del Pocio in Europa League, non ricordo, ma comunque
Ho delle reaction conservate che dovrei ritrovare e magari un giorno posterò. E le facevo ma da piccolo proprio, solo che non le postavo perché non avevo il canale YouTube, ma ho sempre amato questa cosa qua. È bella, quella di Napoli-Lecce è straordinaria. Allora, Notari Giacomo, benvenuto. Checco Palmentieri. Comunque Ospina fa la differenza con la sua tecnica. Mi dispiace solo per Meret perché è un grande sospetto. Checco, sono con te in questo giudizio. Purtroppo Ospina, cioè purtroppo, bene che Ospina dia garanzie. La parata sua l'ha fatta, l'ottima parata. Non ci dimentichiamo che un tiro pericolosissimo il Crotone l'ha fatto e Ospina l'ha parato. Poi aiuta tanto lo sviluppo della manovra, i difensori si sentono più sicuri a darla indietro anche male perché lui la controlla bene. Questo è. C'era quello del Victoria Pilsen ai tempi di Mazzari che teneva una panza enorme. Ottavio Larini si è abbonato e l'ottimo Manolas esulta. Grazie amico mio, benvenuto tra gli amici Bellini. Non so se sono amici Bellini o amici Bellini addirittura di Sfaccini, però benvenuto a prescindere. Grazie amico mio, avete visto Manolas come esulta? Grazie e benvenuto. Allora, vediamo un pochino. Lupetto cuore napoletano, è vero. Non ha fatto neanche una cattiva partita, ma come li prendevi? Oggi eravamo imprendibili, ragazzi. Bisogna dirlo. Napoli e Roma devono farsi le maglie a strisce, magari così vinciamo. Noi ci stiamo provando adesso, hai visto? Con la maglia 3 strisce grosse dell'Argentina. Però comunque un rigore generato. Così. Angela, come stai mio papà? Stasera sarò contentissimo. Il mio babbo mi ha mandato un messaggio vocale che fa sempre alla fine delle partite e mi ha ripetuto la sua idea che la Serie A dovrebbe essere di 18 squadre e dice anche era più bella quando era 16 squadre, 2 punti per vittoria, un po' di nostalgia, e dice il Crotone è scoppiato, si è squagliato come si è squagliato il Torino. Allora lui direbbe queste squadre così che veramente possono opporre poca lotta contro avversari più forti, rimanete in Serie B e facciamo tutte partite belle, perché poi dalla Fiorentina in su le altre squadre hanno cose da dire. Adesso dobbiamo capire Genoa e Fiorentina, che è uno scontro salvezza, poi c'è il Torino male proprio e il Crotone male proprio. Poi ci sono anche squadre che col Crotone male proprio pareggiano, però sono quelle cose impossibili del calcio, no? È così. Forza Catania e Napoli, abbasso Palermo, Roma, Verona, Atalanta e Juve. Vabbè, hai fatto tutta la cosa delle mischiate. Io ti sottolineo Forza Napoli e Catania, l'abbasso Palermo, Roma, Verona, Atalanta e Juve. Oggi sto contento, quindi non abbasso nessuno. Forza Napoli, anche Forza Catania, e vediamo un po' di fare il nostro campionato. Roma più poco perché in fondo siamo ancora fratelli, ma sul resto sono d'accordo e aggiungerei il Milan. Ti ricordi Juve Napoli 2-3 che rimonta? Datolo, sì, mi ricordo veramente. Datolo ci illuse in quella partita. Quella fu la partita seppellitemi qui. Tantissima roba. Benissimo, senza Fabian oggi non si è bestemmiato, quindi ho detto tutto. Fabian, ti ho chiamato Fabian, ho detto Fabian. Mario, ti chiamo Mario, è vero. Pensa che anche Mario Rui a me è piaciuto in diversi interventi. Secondo il report giornaliero, Malqui ha avuto qualche fastidio al ginocchio. Grazie mille Daniele, perché questo mi aiuta a fare informazione più precisa. Non credo che sia una stronzata, non credo che sia una bugia, perché Gattuso non si fa problemi e ce lo dice. Potevano dire no, Gulam e Mario Rui hanno avuto un risentimento, invece lui dice no, stanno in tribuna per scelta mia di comportamento. Quindi se ha avuto qualche fastidio, niente da fare, sfortunati, aggiungo sfortunati perché anche Rachmani e Yusai devono ancora ritornare disponibili e quindi siamo sfortunati. Bene che nella sfortuna abbiamo fatto di necessità virtù e abbiamo vinto bene, convinto bene. Vale, io ero andato a vedere la partita di ritorno 3-1 Napoli-Juventus, mamma mia, wow. E Di Madia, tanto contro di noi il Torino diventerà il Brasile del 70.
Speriamo di no, amico mio, però sì, è chiaro. Comunque il Torino per la rosa non dovrebbe stare lì. Giampaolo ha probabilmente delle colpe da valutare, forse li costringe a prendersi dei rischi che tecnicamente non dovrebbero prendersi e poi durano poco. Dobbiamo capire. Allora, perché quelle faccine su Twitter? Le faccine su Twitter. Io devo capire che tipo di faccine sono, ragazzi, perché se le trovo ne parliamo pure. Se sono faccine di disappointment, oppure sai, alle volte tu la fai la risata, no? Anche quando sei sfortunato e dici, hai visto oggi che potevo giocare, magari non me ne va bene una. E vediamo un pochino. Oh! L'ottimo, bellissimo, l'ottimo Marco Basile, mi fa vedere, guardate quanto è bello, ve lo faccio vedere così, lo vedete il cappellino amore? Bellissima, il grandioso Marco Basile, grazie amore mio per il supporto sullo store, ragazzi, il cappellino amore merita. Io poi sull'altro store, quello italiano, valeriofluido.hoplix.shop.com, ho messo un nuovo cappellino che però è estivo, perché loro non vendono i cappellini quelli là invernali, quindi quello invernale lo trovate sul fluido.net, quello estivo, che pure è interessante, che si può mettere tutti i giorni, lo trovate sullo store italiano, tutto in basso in descrizione. Io ci guadagno poco, ma è il brand che voglio portare avanti, significa fidelizzazione, significa supporto di amicizia, ecco. E mi fa piacere. Allora, Tore Falanga, ma quelli che vogliono ancora Cavani, stessa cosa per Eriksen, come Pavam accettano Carciofo. Cavani poi sarebbero soldi spesi a fondo perduto. È vero, Tore, purtroppo tu hai centrato il punto e il Napoli non si muove difficilmente si muove in quest'ottica. Faccio un esempio. Llorente, hai comprato Llorente, vecchia gloria che però magari qualche cosa te la può ancora fare, ha fatto una decina di partite in tutto, nemmeno poi tanto bene, qualche gol ce l'ha pure fatto anche in Europa, ricordo con Liverpool, però adesso è come non avere un giocatore, non te lo puoi rivendere, c'hai l'ingaggio addosso, non lo so. Concordo su una serie a 16 squadre ma con 3 punti però, e sarebbe comunque molto divertente. Marat, il cappello estivo è come, io non ce l'ho, non l'ho ancora ricevuto, però è come i cappelli da baseball, diciamo, non so, comunque è tessuto, ma con la visiera è molto bellino. Forse VAR, forse questo sta succedendo qualcosina, quasi rigore Samp, vediamo un pochino cosa succede. Marat, quello estivo lo mettiamo in inverno e viceversa, quello invernale in estate mi sembra la Palissiano. Certo, stanno variando i moderatori. Non lo daranno mai il rigore alla Samp. Nino, ma che rigore è, ragazzi? Descrivetemelo in modo tale che ci rendiamo conto. Vediamo se io... Vediamo un pochino. Vale, visto che l'hai sentito l'ultimo dei DGM di marketing, lo merita assai. Non ancora, amico mio, ma lo sentirò senza dubbio. Appena c'ho un attimo, magari lo sento, invece di mettere una serie TV di notte prima di andare a dormire, mi metto in cuffia al buio, perché quella musica là, bella in cuffia, al buio, e me la godo quando c'ho tempo, perché durante la giornata, mentre faccio altro, no, quella musica là va assolutamente gestita in questo modo. Niente proteste, ma si è andato avanti, va benissimo. E allora niente, rigore Samp, sì o no? Non si capisce. Vediamo un pochino. Nulla, la Samp gioca meglio, Milan in difficoltà, la Samp Ventus. chissà. Vale, mi dici la formazione che secondo te scenderà in campo contro Real Sociedad? Angela, non so se, insomma, vabbè, non credo recuperiamo Yusai, altrimenti metterei Yusai a destra, Ospina sicuramente, Di Lorenzo ancora una volta, se Malqui ha difficoltà e Yusai non ha recuperato, ancora Di Lorenzo. Immagino Manolas Koulibaly, o anche Maksimovic Koulibaly, visto che Manolas e Maksimovic fanno 1-1.
A sinistra si può ipotizzare un Gulam, a centrocampo non lo so, io Dem non lo toglierei mai, bisogna capire se Fabian ha recuperato, se l'ha tenuto nei box per il recupero, perché lo so che Gattuso vuole giocare con Fabian e Zielinski. Io metterei Dem e Fabian, no, io metterei Dem e Bakayoko e Zielinski come stasera, però bisogna vedere se riescono a recuperare, altrimenti giocherà Fabian al posto di uno di questi. E poi in attacco ci sarà Politano dall'inizio con Mertens in attacco e Insigne dall'altra parte, quindi 4-3-3 mascherato, credo io. I complimenti a Neschio per i 100.000 glieli fatti? E come no, Carlo, ma glieli feci quando li raggiunse, adesso sta già a 100.014, cioè oltre ai 100.000 ci sono 14.000 in più che si sono iscritti, vi rendete conto che numeri? E adesso ha ricevuto anche la targa dei 100.000 da YouTube, è una bella soddisfazione, gliel'ho fatti i complimenti, è come se li merita, perché parla di tutte le squadre. Ora, al di là di come ne parla, già il mettersi là, guardarsi tutte le partite, fare i video con continuità, ragazzi, non è facile, credetemi, io ce la sto mettendo tutta, ma riesco a parlare veramente solo del Napoli, poi qualche partita di cartello. Ma lui cioè l'impegno costante che viene ripagato è una bella storia, assolutamente. Se li merita. Io mi accontenterei dei 14.000 in più che tiene, no? Che poi sono sicuro che ne tiene almeno un 5.000 tifosi del Napoli che non ci conoscono e che prima o poi noi acchiapperemo algoritmo dopo algoritmo. Io voglio arrivare, non so, già 10.000 mi accontenterei, un bel numero, 10.000 è un bel numero. Secondo me piano piano ci dobbiamo ritagliare la nostra, come si dice, il nostro spazio su YouTube. È un modo di fare lo youtuber diverso da parte mia, perché faccio molto approfondimento. Alcuni preferiscono di più lo youtuber Gallucca, lo youtuber un limone, magnato limone, tutte queste struzzate l'avete preso nelle pacche, oppure spacco tutto, ma come cazzo si fa? E i vari limoni così. Io invece ho deciso di puntare sulla qualità, perché poi quando mi confronto con i vostri commenti mi date voi spunti a me, ed ecco che io mi diverto di più. Rita, vedi, se io facevo Magneto Limor, questi sono i babà, Rita non si sarebbe iscritta al canale, perché Rita vuole le cose di qualità, io lo so, ma li troviamo, non vi preoccupate. A 4.000 iscritti un giro di basso è d'obbligo, meno 10, ragazzi, iscrivetevi al canale. Se non siete 121 online, vedo, siete tutti iscritti o vi siete dimenticati? Perché non è cattiva volontà, magari avete lasciato il like, ma vi siete dimenticati di iscrivervi. Se vi siete dimenticati di iscrivervi siete completamente pazzi, perché lo sapete che io ne faccio di più di video, se poi Vale, a proposito, hai mai pensato di fare reaction a musica attuale? Sì, ci ho pensato, però fare la reaction alla musica a livello di copyright è un macello, perché ti bloccano i video. È notizia di oggi che mi hanno bloccato un video dove io faccio il tutorial del giro di basso di Sweet Child of Mine. Hai capito che non è mia, ma è un tutorial, cioè sto facendo vedere come si fa. Video bloccato, non si può vedere, non c'hai i diritti. Purtroppo con la musica, ragazzi, è difficile, è molto più facile parlare di calcio e non ve la posso far vedere. No, ma nemmeno a figurati, Domenico Comone è un amico, abbiamo parlato anche in privato, assolutamente, però è uno stile, no? È uno stile, una scelta editoriale che, cioè, come per esempio il Malato del Napoli, no? Che fa io le reaction del Malato del Napoli me le guardo perché mi fanno morire, però a lungo andare io mi scoccio perché è più o meno sempre lo stesso. Allora io voglio di più, però lo so che la maggior parte delle persone vogliono quello che dice che spacca i mobili e si divertono di più, va bene, noi dobbiamo andare da quell'altra parte. Su Nati per Vincere io poi aspetto sempre di avere Catto, il buon Catto in live, che fa un'imitazione di Nati per Vincere senza precedenti. I coglioni.
Allora, ciao Caffè Napoli, sto leggendo i commenti dei romanisti, che piano, nata voto. E te l'ho letto, che fai? Copia e incolli a ruota. Giovanni, il fatto che ti abbiano bloccato il copyright significa che il tutorial è stato perfetto, se l'algoritmo si confonde. Grazie Gio, è bella sta cosa, grazie. Grazie, vuol dire che esattamente le note non c'era niente fuori posto e come si dice, si sovrappone perfettamente alla musica originale. Grazie Salvo per esserti iscritto, grazie mille. Vabbè, non fa niente, la faccio già Switch ormai, tra l'altro grande intro. È un'intro storica. Che poi non era nemmeno un tutorial, io stavo facendo uno showcase di una maglietta che mi mandarono. Com'era? Rock, Eat, Sleep, Rock, Repeat. Bellissima, e ci stava bene come musica di sottofondo, però. La settimana prossima devo giocare alla schedina. Mi sapete dire a quanto è quotato il rigore per il Milan? A poco. Vergogna! Vi dovete vergognare! Non la so fare, però se me la studio forse ci posso arrivare. Vediamo un pochino. Checco Valmentieri, credo che ha eliminato il tweet. Le faccine, E vabbè, evidentemente c'è la pensata Cop. Andiamo a vedere altri messaggi. Secondo te Osimhen quando torna, sono vere le voci che dicono altre 2 settimane fermo? Non so altre 2 settimane, perché lui ha smentito la notizia di Tutto Sport che diceva che gli hanno sbagliato a rimettere la spalla in Nigeria e quindi si è infiammato il nervo. Lui ha detto non è vero, però non ci ha detto quando ritorna. Io spero per la Sampdoria di rivederlo in campo e perché è una soluzione che ci serve troppo, ragazzi. Noi non possiamo segnare sempre 4 gol e ci va sempre Insoggi popolo. Mi devo andare a vedere più video, perché poi l'ho visto giusto 2 o 3 volte, però. Il video di oggi di Malato è bellissimo e dopo facciamo un ride e ce lo andiamo a vedere tutti quanti. Servono 3 portieri, dice Baia del Napoli. Non andava bene né Ospina né Meret né Sciù. E lui vuole sempre De Zerbi. Poi arriva De Zerbi e sicuramente dice De Zerbi non è buono, Serie B. Questa poi è la differenza, che uno deve sempre mantenere le cose in mano. Sergio, tutto a posto? Tutto a posto, sì. Pillo! Pillo, sei un incompetente. Sei un incompetente. Sei il migliore, grazie mille Sergio. Sì, ma vedi che alla fine nati per molti di questi personaggi hanno anche capito che si sono creati un personaggio che fa ridere magari di più anche i tifosi non della propria squadra, perché noi ce lo andiamo a vedere, se la Juve perde una partita te lo vai a vedere volentieri e vedi uno che va in freva, è intrattenimento, no? Non è parlare di calcio. Alla fine parlare di calcio ci sembra la stessa cosa. Allegri, te ne devi andare. Sarri, non sei buono. Pirlo, se attaccate sempre l'allenatore e non andate mai nella scazzetta della tattica e della cosa, vuol dire che c'è anche dell'altro che bisogna analizzare. Però voglio dire, a lungo andare possono anche stancare, non lo so, i numeri vanno bene, ma io voglio arrivare in alto, io voglio essere invitato. E quando dico voglio essere invitato dalle TV, sbaglio anche, perché questi personaggi vengono anche invitati dalle TV a volte. Perché? Perché la TV è lo specchio della società. Se fanno i numeri su YouTube, li fanno anche in TV, perché la gente che sta poveri vuole vedere il personaggio che grida, che piange, che ha look. Non fa niente. Oggi Ospina monumentale, un tiro in porta del Crotone e fortunatamente non abbiamo subito gol come tante altre occasioni. Bravo Fabio, questo è il grande portiere, quello che un tiro subisce e te lo para, che sta bello pronto. E a Fabio sempre dico, secondo me Mario Rui e Yusai sottovalutati. E lì parte la... Comunque sì, ragazzi, non sottovalutati, ma tartassati di critiche, quando invece comunque danno il massimo, alle volte no. Mi sto emozionando, non credo di avere raffreddore, anche se oggi fa leggermente freddo e i riscaldamenti non stanno funzionando.
Va bene Achille, ti abbraccio, grazie per essere passato, non ti perdere la reaction, credo che l'ha già visto. Il viola canadese, ciao Gabe, grandissimo Napoli oggi direi, senza dubbio, oggi ne parlavamo, tu mi hai iscritto al Gol d'Insigne e il Gol d'Insigne è stato una delle perle di quando Insigne la prende bene, di quando Insigne c'ha il piede caldo. Poi ovviamente sul calcio di punizione da posizione perfetta, io nella reaction, se voi vedete, dico sempre ma fallo tirare a Mario Rui, che può essere pure che Mario Rui, e invece lui la tira male sulla barriera e vabbè, se ci volevamo mandare un 4-0 è difficile. Allora, Alaves Real Sociedad intervallo 0-0, grazie Andrea per l'aggiornamento. Vediamo un pochino. Viola, ma infatti il Viola canadese aveva detto che vincevamo, però mi pare, quanto hai detto? 3-1. Abbiamo spostato un gol. Quindi le corna funzionano, perché quando mi fanno il pronostico io devo sempre mettere le corna e poi con grande amore. Allora, Romoletto, quale commento? Mi scrivi il commento di Pellegrini, che poi ha smentito, ma oramai ha dato del falliti ai propri tifosi. E questa è una cosa grave. E mi devi dire specificamente virgolettato qual è stato il commento, perché non ho sentito e quindi non posso giudicare se non ho letto. Può essere una cosa alla Luis Alberto, che dice una cosa, poi ritratta e dice non volevo, una cosa del genere. Levitan, buonasera, Demme titolare subito al posto di Fabian. Amico mio, lo sai come la pensiamo, come la penso, ed è così. Demme per me insostituibile, anche con Fabian. Per sfizio, voglio anche vedere Demme Fabian. Se Demme è capace con il suo dinamismo di aiutare anche Fabian, lo scherma come lo ha schermato Bakayoko e magari anche Fabian fa una grande partita, però non c'è niente da dire che oggi abbiamo bestemmiato di meno. Bisogna essere onesti. Ciao, scusami, sono arrivato da poco. Che partita stiamo seguendo? Sergio, stiamo tenendo un occhio, almeno voi state tenendo un occhio a Sampdoria Milan. Ovviamente mi danno aggiornamenti sulla Real Sociedad che dobbiamo affrontare come Napoli in Coppa Europa, e sono sempre primi nella Liga, cioè fatemi capire, il Betis sta vincendo, perché la Real Sociedad no, in questo momento sono dietro l'Atletico Madrid e l'Atletico Madrid ha una partita in meno, quindi sono secondi in Liga, però sono secondi da soli. Anche se il Real vince, sì, sono secondi da soli la Real Sociedad. Quindi ragazzi, la squadra c'è, la squadra ha steccato con il Rijeka, però ma sta accorto. Abbiamo due così, abbiamo due risultati utili, ragazzi, li dobbiamo sfruttare. A Fabian fa bene un po' di panca, deve capire di non essere insostituibile. Mi piace così, Andrea. Mi piace, nessuno si senta indispensabile. Ecco perché io volevo un pochino di riposo anche per Koulibaly e anche per Insigne. Nessuno si senta indispensabile. Importante. M Stella, posso dire Maria Stella perché poi non lo so se M, vabbè. Ciao Vale, la tua opinione sulla prestazione di Di Lorenzo? Gli danno voti bassi, ma personalmente non mi sembra stia facendo così male. Amico o amica, Di Lorenzo forse si può dire peggiore del Napoli, in un Napoli che comunque ha giocato bene oggi, perché un qualche intervento poteva fare meglio, però ci stiamo accanendo anche su Di Lorenzo. Di Lorenzo ha bisogno di un po' di riposo. Poi ha fatto delle chiusure anche bene, se andate a vedere la mia reaction, ci sono state un paio di volte in cui sull'angolo, no? L'ha buttata sulle gambe dell'avversario e si è preso il fondo, altre volte il lancio è finito preda del Crotone, quindi non sempre precisissimo, però garantisce anche un po' di spinta. Non me la sento di dover dare addosso a Di Lorenzo, non oggi, non ha fatto niente di grave, di gravissimo che ci dobbiamo accanire, però
anche lui un po' di riposo sarebbe una cosa importante. Rosso non dato alla Samp, gomitata di Romagnoli alla Ibra. Scusami se prima il mio contatto stava sparando le lettere a caso, c'era mio cugino, non ti preoccupare Sergio, va benissimo. Qualcosa su Lozano, ragazzi, Lozano oggi si è preso quanti falli? Almeno una decina di falli, scappava sempre, era bello pimpante, a destra come a sinistra uguale, a destra ovviamente tende più a rifinire che a concludere, perché poi quando si mette sul sinistro è più complicato per lui coordinarsi per andare al tiro, però il taglio alla Callecon, perfetto sul lancio di Insigne, stop e tiro gol. Si è preso tanti cartellini gialli, se ne andà, si è proposto tanto, tanta roba Lozano, ragazzi. Top scorer del Napoli al momento, top scorer. Con Sociedad devi vincere, se no acchiappi quelli che scendono dalla Champions e con la sorte che il Napoli prende il Real o il Lipsia di turno. Francesco, sì, ma poi puoi avere pure la sorte che arrivi primo e come secondo prendi una squadra più forte, cioè non... il Napoli non ne fa bene una, non ne fa bene una. Speriamo comunque vincere per vincere, perché vincere ti aiuta a vincere, chiaro. Vale, ti faccio una domanda: Maramani giocherà qualche partita? Anche perché tutti sono curiosi di cosa può fare. Ale, come rispondo a te, rispondo anche ad Elpidio. Questo è un discorso che torna spesso in auge. Napoli merda, Dio cane si è iscritto, e come ti sei iscritto così te ne vai a fanculo. Benissimo, perché giustamente tu hai voluto fare il giochetto, che io poi no, te ne vai a fanculo. Sei non solo sei scostumato, perché vabbè, Napoli merda ci sta, io posso dire Juve merda, posso dire Inter merda, però poi bestemmi e quindi mi hai voluto far bestemmiare in live, lo capisco, dato che ho l'accento napoletano te lo prendi dentro al culo perché non mi blocca. E tu sei il responsabile di te stesso, adesso io vado a bloccarti e quindi ti devi fare un altro account, amico mio, perché altrimenti non si fa. Vedete? Lo so che tu perché mo sta scritto qua sotto, ma sai che faccio io? Sai che faccio? Guarda, sai che faccio? Faccio così e te lo prendi a quel servizio, vedi? Ah, non si legge solo Napoli, hai capito? Alla grande. E adesso ti vado a bloccare, ragazzi, abbiate pazienza, mi servono 2 minuti perché ti devo bloccare, e se vuoi continuare a rompere i coglioni devi farti un altro account, devi cambiare canale. Che lavoraccio. Dove sta? Impostazioni. Ah, tu ti credi che io mi perdo d'animo? Vuol dire che il canale sta crescendo. Questa è una cosa che a me mi fa un piacere di pazzi. Un piacere di pazzi. Perché vuol dire che il canale sta crescendo da morire. E quindi io ti trovo e ti blocco. Così si fa, perché vuol dire che gli haters, vuol dire che uno sta diventando più importante. Abbiate pazienza, ragazzi, un attimino solo, perché voglio fare le cose per bene. Sei uno scostumato, sei un bestemmie, cose che io non sono neanche poi tanto religioso, ma le bestemmie sono gratuite. Bah, vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non diamo nemmeno troppa soddisfazione. Ci servono gli haters, in questo caso come l'hai scritto tu, gli haters che riscaldano anche. Va bene, non ce ne frega proprio, ragazzi, non ce ne frega proprio. Lasciamo le corna qua, finché qualcuno... mi serve uno che si iscrive nuovo, avanti, uno che c'ha di educato, eccolo qua. Fammi vedere, Levitan si è iscritto al canale perché è straordinario. Levitan Artemius Blow. Lo vedete che significa la collaborazione degli amici Bellini? Levitan è uno di quelli che è abbonato al canale, si iscrive, si riscrive per pulire. È la pulizia. A volte funziona e a volte no, e ha funzionato, te lo prendi nelle pacche. Allora, andiamo avanti. 2-0, a quanto pare.
Quindi il Milan allunga, ragazzi, il Milan, vabbè, non è che ci aspettavamo che la Samp vinceva 6.000-0 oggi, però il Milan sta dando continuità, bisogna dirlo. Castillejo, ragazzi, il Milan non è Ibra dipendente. Ibra, anche che sta in panchina, fa quello che deve fare, evidentemente, e bisogna tenerlo presente. Stanno dando molto di più di quanto stia dando la Juve, di quanto stia dando l'Inter, di quanto stia dando il Napoli, e meritano la posizione che hanno. Poi i rigori, eccetera, eccetera, ma comunque non ce lo aspettavamo, bisogna dire la verità. Hai preso la bolletta, amico mio, mi fa piacere. Giovanni De Lucia, benvenuto. Assolutamente, oltretutto tu hai un nome familiare, quindi può essere già che c'eri, hai rifatto per pulire, va benissimo. Maddalena ci ricorda 2-0. Ragazzi, il Milan, se non si può più nascondere, scudetto, loro possono e devono parlare di scudetto e devono adesso subire la pressione, devono vedere se hanno un po' di vertigini, Vediamo un pochino. Di Lorenzo ha fatto una super stagione l'anno scorso, ci sta questo abbassamento della prestazione in momentaneo, gli serve anche lui un po' di riposo. Andrea, sono d'accordo, è il momento di farlo rifiatare un pochino. Davide De Gregoris, buonasera. Chi hai là? Chi è? Quello che è? De Rossi? Credo sia De Rossi. Sì, ma noi difendiamo assolutamente. Ma Insigne quei pochi minuti al posto di Zielinski. Bravo Valerio, non è un caso, il suo nome. Valerio Vitale, credo sia stato, non lo so se era voluto, nel senso che Insigne aveva appena battuto un calcio di punizione e si trovava sulla destra, e alle volte sai come quando sui calci d'angolo le posizioni restano un pochino e tu devi mantenere la posizione perché la palla ce l'hanno gli avversari. Però poi ho visto che è durato più di qualche minuto, quindi Insigne ha cominciato prima esterno a destra e c'era Lozano a sinistra e Mertens sottopunta. Poi lui si accentrava sempre di più e abbiamo visto addirittura Mertens andare a sinistra al posto di Insigne e Lozano al centro. Poi Lozano è passato a destra e Insigne ha fluttuato un pochino a centrocampo, e secondo me può anche essere un esperimento che Gattuso ha detto ogni tanto vai là, vediamo se funziona, per capire anche se Insigne lo può fare. Comunque distinto lui ha bisogno della fascia sinistra, secondo me. Felice Romano, vorrei sapere come funziona il VAR. Come mai l'arbitro oggi è andato a rivedere il fallo di Petriccione, ma la gomitata di Ibra è passata in sordina? È una bella domanda, amico mio, non lo so. A quanto ho capito, la gomitata di Ibra, l'arbitro dice l'ho vista, l'ho giudicata, ok? Ora, se tu la ritieni gomitata volontaria, è da espulsione. Quindi anche lì il VAR ti deve chiamare e ti deve dire guarda, è da espulsione, devi cambiare la tua decisione. Ma in quel caso l'arbitro non ha chiamato manco il fallo. In questo caso ha chiamato il fallo e non aveva ammonito, o comunque non aveva dato l'espulsione. Il VAR ti dice guarda, grave errore perché il fallo è da espulsione. Vieni a rivederlo e conferma la decisione. Dimmi come la pensi tu, perché se l'arbitro è sempre l'arbitro. Il problema è il VAR. Il VAR doveva chiamare. Ora non lo so se con Ibra il VAR ha chiamato e l'arbitro ha detto ho visto io, è tutto a posto, era un movimento congruo per prendere la palla. La violenza della gomitata l'abbiamo vista tutti. Ricordiamo che la gomitata ha fatto pure Politano mentre correva, sì, ha perso il dente, sì, non c'è dubbio. Però il fallo su che sì, da parte di Bakayoko, e però vi scordate sempre un rigore che hanno rinunciato su Koulibaly. Quindi ripetiamo, come chiosa per la partita del Milan di allora, il Napoli meritava di perdere, ma Valeri scandaloso l'ha comunque influenzata, perché il cartellino giallo inventato a Bakayoko ti cambia la partita. La risposta sul VAR ce l'ho io. Chi è primo in classifica gode di una certa immunità. Gol della Samp. È palese, il Milan deve tornare in Champions, questo pure è una cosa importante da capire. Adesso lo annullano, aspetta, vediamo un pochino, almeno un finale di partita, sai, un po' interessante. Mi fanno ridere gli haters perché più premono, più dimostrano di comportarsi come dei bambini immaturi. Cioè, cosa insulti a fare che tanto nessuno si offende e tu fai pure una brutta... Ma perché, Gabriele, loro si coprono dietro a un nome falso, perché non ci mettono neanche la faccia, allora non la fanno la brutta figura.
però veramente triste, cioè come quel tifoso della Juve che è venuto sul mio canale ieri al gol di Bonucci, è venuto sul mio canale durante la partita, ancora doveva finire la partita, gol di Bonucci al 90esimo, Napoli in merda. Ma tu stai buono, ma tu un amico per mandare un messaggio a un amico tifoso della Juve ce l'hai o non ce l'hai? Niente di meno, tu ti diverti di più a venire dal mio sul mio canale a dire Napoli in merda, Bonucci gol. State buoni. Chi è che ha l'ossessione? Il Napoli verso la Juve o la Juve verso il Napoli? È una riflessione che dobbiamo fare, perché secondo me io quando segno il Napoli non vado sul canale della Juve a dire Juve è merda, segnate Elmas. Non l'ho mai fatto e mai lo farò. Prima devo esultare sulla mia squadra, poi dopo magari se il Napoli vince 4-0 col Crotone e loro col Crotone fanno 1-1 potrei anche andare, ma ho altro da fare. Non posso perdere tempo perché io non sono ossessionato, io guardo la partita mia, poi se ci giochiamo qualche cosa, se ci stiamo giocando lo scudetto punto a punto, devo tenervi d'occhio perché se non vi tengo d'occhio fate le schifezze arbitrali e nessuno lo dice, perché sennò se lo diciamo piangiamo. E se lo diciamo piangiamo, e stanno imparando sul fatto che piangiamo e quindi ci vogliono chiudere la bocca. No, si parla fino in fondo, quando si vince e quando si perde, che si vinca o che si perda, oggi e sempre, e l'abbiamo detto. Arriviamo a 300 like, forza, non confermato il gol della Samp, tutto a posto. Come ho detto da qualche parte, Ramani era stato preso come sostituto dalla vendita di Koulibaly, ma non è andato tutto secondo i piani. Credo comunque che con Gattuso avrà la sua occasione. Sì, stavamo parlando di Ramani, io poi sono andato in dissing pesante. Allora ragazzi, sì, Ramani è la quarta scelta, è una quarta scelta di lusso, ovviamente, anche io lo voglio vedere in campo. Non ci dobbiamo aspettare che però è Beckenbauer, non ci dobbiamo aspettare che con Ramani giochiamo meglio, impostiamo meglio, perché io l'ho guardati gli highlights, qualche partita del Verona l'abbiamo guardata. Ramani è un marcatore, non più e nemmeno come Vanolas. È forte, tutto a posto, è forte. Secondo me potrà giocare bene e potrà far rifiatare, ma non è che tu dici, con Ramani sì. No, Ramani è stato probabilmente, è vero, lo ha detto anche lui, che c'era la cessione di Koulibaly nell'aria e quindi ci siamo parati la palla. Bene averli tutti e quattro, purtroppo adesso non ci possiamo lamentare perché ha avuto l'infortunio e la positività. Appena torna vedrete che farà rifiatare un pochino, spero che farà rifiatare un pochino, almeno in Coppa Italia, abbiamo anche la Coppa Italia, quindi non ci preoccupiamo della cosa, non ho fretta, come non ho fretta per esempio di vedere Llorente, come non ho fretta di reintegrare in rosa Milik, no? Che qualcuno ogni tanto, appena il Napoli c'ha un po' di difficoltà, ma con Milik non era meglio, ragazzi, dai. Non abbiamo la memoria corta, per favore, non abbiamo la memoria corta che Milik non stoppava un pallone manco per sbaglio e quindi qualcuno dice Milik è meglio di Petagna, ma un attimo, sicuramente il tiro di Milik è meglio di Petagna, sicuramente può dare di più, ma se lo vuole fare, se ci dimostra che lo vuole fare, visto che ci ha dimostrato che non lo voleva più fare, Milik a casa. Ramani dal Verona, amico mio, dal Verona, ha fatto un'ottima partita, giocava a 3 ma non è un problema perché Ramani ha sempre giocato a 4, ha imparato a giocare a 3 con Juric, però ancora una volta ricordatevi che Juric fa giocare a uomo, quindi un marcatore che gioca a uomo è meglio per lui. Noi giochiamo di reparto, quindi deve imparare certi movimenti, deve vedere chi lo guida, perché non è un giocatore che si guida da solo, ha bisogno della guida di un Koulibaly o di un Maksimovic, quindi calma. Tu hai sempre un po' di fretta di vedere Llorente, allora è Maria Stella, cioè sei un'amica bellina, perché Llorente è bellissimo. E oggi è stato pure inquadrato che applaudiva il gol di non so chi, da professionista, insomma, da quello che comunque si allena, continua a stare là e insomma partecipa alle vittorie della squadra, fa gruppo e va bene. Ti sta piacendo la gestione di Lozano Politano? Carlo, sì, non c'è nessuno che possiamo dichiarare
insomma insostituibile come invece lo è Insigne, e finora stanno giocando entrambi bene, entrambi, cioè sia quando entrano sia quando partono da titolare. Secondo me Gattuso la sta gestendo bene, sono contento. Sono contento. Il Milan non convince ma vince. Ragazzi, la Coppa Italia comincerà a febbraio. Angela, credo di sì, non mi ricordo. Qualcuno te lo dirà nei commenti perché gli amici bellini sanno più di me. Manca poco, speriamo in Quagliarella, vediamo. Avete visto nell'Inter Eriksen? Luca, sì, l'abbiamo visto che lo fa entrare negli ultimi 2 minuti nel recupero. È una roba, insomma, anche triste. Anche triste. Messaggio urgente, lo leggiamo? Assolutamente, Marat, assolutamente. Andiamo a vedere. Ci provo a farlo a volo perché lo sai. Io penso che quell'utente là lo stavo facendo. Allora, ho un problema, sto cercando di farlo, ma non mi risulta. Allora, vediamo se riesco a farlo meglio. Perché alle volte YouTube non mi risulta, allora io devo trovare l'URL di Ivan e non lo posso fare adesso, lo posso fare a fine live. Comunque per quanto riguarda Eriksen è una gestione che è uno schifo, mobbing, è uno schifo, non si fa, è frustrante, mortificante, non si fa. Si parla da sempre di Gattuso Grinta, fammi vedere se il canale Gattuso e Cazzino, ma si sta arrivando abbastanza duttile nelle impostazioni tattiche. Sì, Gio, ma quella è stupidaggine quando dicono Gattuso la Grinta. Gattuso è un allenatore che ha studiato, Gattuso è un allenatore che la sa fare, la legge la partita. La Coppa Italia c'è a gennaio 13 contro Empoli, grazie a Steve che ci ricorda le cose come stanno. Allora, vi sto seguendo da una mezz'oretta, live di intrattenimento numero 1, grazie. Eriksen da noi e Luca, purtroppo credo che l'ingaggio sia troppo alto e comunque costa una bella cifra, loro li hanno comprati da poco e quindi è un po' complicato. Allora, sì, comunque rispondo a Rita che appena posso lo faccio, assolutamente. Ad essere sincero, Gattuso mi piace come persona, personalità e spronaggio che dà, è un grande allenatore, sta sbocciando. L'unica cosa che non mi piace è il tipo di calcio che gioca. Gabriele, il tipo di calcio a me non dispiace, non è tiki-taka, c'è la volontà di giocare un pochino più veloce, un po' più verticali, lo stiamo cercando di fare. È anche un allenatore giovane che sta capendo certe dinamiche. Anzi, probabilmente è meglio come tattica che non come spronaggio e spronatore di giocatori, perché molto spesso sbagliamo l'approccio, vuol dire che non sprona bene. Pensa un po'. Mancano 13 live, ok? Dipende, dice Fabio, se il 12 gennaio si recupera la partita con la Juve, slitta a dopo la Supercoppa la partita con l'Empoli. Ma non ci metto il pensiero. Non ci metto il pensiero. Andrea Pizzali, per rendere questa squadra serve un portiere, un terzino sinistro e un sostituto valido di Di Lorenzo. Quindi Manco Spina ti piace? Terzino sinistro, sì, siamo d'accordo. Sostituto di Lorenzo potrebbe essere Marquis, potrebbe essere Yusai, ma non li abbiamo disponibili. 13 gennaio Supercoppa, ma io mi ricordo anche che c'era una partita il 10 gennaio, no? Vedremo. Conte fa ste cose perché non ci sono tifosi, altrimenti farebbe meno il furbo, dato le figure di ma non ci sono tifosi allo stadio, ma comunque i tifosi si guardano il partito, viene attaccato lo stesso. Marco Montella, sempre grazie per il tuo supporto, tra l'altro, ma ci sta pure la Supercoppa, tra poco sbaglio, roba di 10 gennaio, 13 gennaio, stiamo là. Su Insigne Musone e la sua risposta,
Però Insigne Musone è stato detto prima della partita di Europa. Nella partita di Europa Insigne è venuto un po' a mancare. Oggi molto meglio. La verità è che ogni partita fa storia a sé e che le cose che dice Gattuso in conferenza o nelle interviste non possono essere l'unico modo per far cambiare la prestazione di un giocatore. Alle volte parla il campo. Quindi non ci dobbiamo nemmeno dare troppa importanza. A volte dà fastidio, a volte serve per spronarli. Vedremo partita dopo partita, ragazzi. Lozano sempre, secondo me, è più forte di quello che pensiamo. Basta vedere che per fermarlo lo buttano sempre a terra, sempre. E nella stagione top ti può fare anche 20 gol da attaccante esterno. Sì, Lozano è quello tra gli esterni che ha più gol nelle gambe, secondo me. 10 gennaio Udinese-Napoli, ok. Ha detto che Gattuso ha ragione. Ah, questa è la risposta, grazie Luca, la risposta di Insigne sulla storia del Musone. Quindi evidentemente lo hanno intervistato oggi e ha risposto, ha detto, ma Gattuso ha detto, e Insigne ha risposto, Gattuso ha ragione. Allora, vedi che Gattuso fa bene. D'altra parte, quando segna Insigne dove va? Lui corre da Gattuso ad abbracciarlo. E poi Gattuso invece sta tutto concentrato come time out, ragazzi, le preventive, le cose, quindi non ha potuto manco esultare più di tanto. 20 in gennaio Supercoppa. Oggi Insigne ha risposto e ha detto che Gattuso ha ragione in quanto, essendo il capitano, deve farsi vedere sorridente. Grazie Fabio, grazie Insigne. Watch time, credo che non ce l'ho il comando watch time, però perché mi pare che funziona solo sull'altra piattaforma che dovete venirmi a seguire ogni tanto. Guardate, vedete? Guarda caso, sapete dove trovarmi sulle altre piattaforme. Mancano 10 like, forza ragazzi. Mi aspettavo di più, mi aspettavo un 4-0, mi aspettavo qualche like in più. Però vabbè, fa niente. Ma quanto è migliorato Lozano con Gattuso? Da paura. Io però non lo so se in una stagione normale, perché oltre alla posizione è anche stata una stagione anomala. Lozano arriva in uno spogliatoio da nuovo, da messicano, deve imparare, deve capire l'ambiente, deve integrarsi in un ambiente, arriva in una stagione dove fa modinamento, gioca prima punta, gioca e non gioca, insomma era veramente difficile per Lozano il primo anno, con o senza Ancelotti, e adesso tutto a posto. Va bene. All'81esimo Alaves Real Sociedad 0-0, interessante, anche se preferirei che vincessero, perché sai, magari poi la voglia di rivalsa, perché se vincono loro possono dire ci giochiamo il campionato, magari, però sarà dura lo stesso, è inutile. Da quello che ha detto Giosuè sul fatto di Lozano, cioè che per fermarlo devono sempre buttare giù, mi ricordo quando giocava Maradona. Mi fa piacere che Lozano sta crescendo finalmente, assolutamente. Iva sta attaccare Yam stasera, dobbiamo arrivare a 4.000 iscritti. Marat, Yam, Falco, ma Rita, non succederà perché noi abbiamo gli affezionati, vedi, io mi sento bello protetto e circondato dagli affezionati, ma la gente nuova non arriva, e io per questo sto mandando avanti anche piano piano le altre piattaforme, perché dalle altre piattaforme arriveranno gente nuova che compara all'improvviso. Devo curare di più Instagram, devo curare di più Twitter, lo so, è colpa mia perché altrimenti vedi l'algoritmo non gira e YouTube si pensa che io sto a posto con 3.970 iscritti quando ne sono, e invece io me li prendo se me li danno. 1-2 Milan è finita, il Milan si conferma in striscia super positiva. Vediamo un attimo la classifica, ragazzi, giusto ma la vogliamo fare bene, facciamolo bene, con la classifica bene. Dove sta? Si può fare, penso. Non penso che scoppia tutto, che mi bloccano il canale. Classifica Serie A, perché è molto corta e lo vediamo subito. Fatemi fare i potenti mezzi del Caffè Napoli 1926. Eccola qua, vedete i potenti mezzi? Penso che la vedete, i potenti mezzi sono questi.
E quindi vediamo un pochino, mostra di più. Dopo 10 partite giocate, il Milan 8 vittorie, 2 pareggi, nessuna sconfitta. Chi è che ha nessuna sconfitta? La Juventus, nessuna sconfitta, e basta. Quindi le uniche 2 squadre che non hanno mai perso sono Juventus e Milan. La Juventus però un pochino troppi pareggi, soffre di pareggite. Il Napoli è lì con 7 vittorie e 3 sconfitte, non sappiamo pareggiare, come il Bologna. Il Bologna non pareggia. Ovviamente questi punti dovrebbero essere 21, perché lo sapevo con me, i 3 punti con la Juve, facciamo conto che non è successo niente, però non è giusto, perché il Napoli potenzialmente potrebbe stare a 24, oppure potrebbe stare a 21, o potrebbe stare a 22 secondo da solo con il Milan davanti. La Juve potenzialmente potrebbe stare a 17 o a 18. Questo è il potenzialmente. Scusate se non leggo i messaggi in questo momento, ma stiamo facendo un pochino di approfondimento di numeri. È importante. Quindi l'Inter comunque sta reggendo una sconfitta, il derby e poi 3 pareggi. Quindi il Napoli vince 7 partite. Quindi il Napoli è la seconda squadra per vittorie, perché il Milan ne vince 8 e il Napoli ne vince 7. Poi l'Inter con 6. Questo è importante, è un'altra cosa da considerare. Il Sassuolo sta sempre là, 19 punti, la Roma segue, la Lazio però vedete com'è corta? 21, 20, 20, 20, 19, 18, in questa fase basta uno che scivola, ed è difficile, e noi abbiamo steccato queste 2, quindi abbiamo cominciato molto bene. Per quanto riguarda le fasi basse, il Crotone sta abbastanza inguaiato, lo vedete con i 2 punti, il Genoa a 5 che deve adesso giocare con la Fiorentina, questo è scontro diretto, è molto molto importante, e l'Atalanta che deve recuperare l'Atalanta? Con l'Udinese, esatto. Insomma, vediamo un pochino cosa ne pensate. Noi siamo al secondo posto sopra l'Inter per differenza reti. Vabbè, lo so, anche la differenza reti è tutta sballata, oltre al punto di penalizzazione. Assolutamente Marco, ci siamo sotto questo punto di vista. 4.000 iscritti, ragazzi, arriviamoci, dai. Non so se quanto manca, non so. Alle volte YouTube fa anche round and round, cioè se stiamo tipo a 3.999, lui fa cifra tonda per eccesso o per difetto, dipende da dove stai. Però boom, 4.000. Allora grande, per il 4-0 4.000 iscritti, benissimo. E adesso che siamo 123 qua collegati in questo momento, vi ricordo che a 5.000 faccio un'altra giveaway, ma una giveaway più pesante, dove avremo 3 vincitori, e dovete essere iscritti al canale, dovete essere iscritti al canale Telegram, così vi trovo, e un pochino più di regali, no? Vediamo un pochino tra tazze, cappelli, magliette, trattamento VIP. Dai, a 5.000 si può fare, a 5.000 vi regalo io tante cose. Tante cose. Hellas è partito bene, Mauro è fermo, la Verona deve stare un pochino più ha fatto un po' troppi pareggini. Assolutamente. Le prossime 3 partite ci diranno che campionato faremo: Samp, Inter e Lazio. Infatti. La Sampdoria sta qua e vabbè, sta facendo il suo campionato da metà classifica come nelle aspettative. Poi l'Inter, ragazzi, con l'Inter scontro direttissimo, sarà una partita incredibile, neschio. Dobbiamo fare l'approfondimento tattico, ne dobbiamo parlare e ne parleremo. Dopodiché la Lazio, e sulla Lazio io chiamerò un altro youtuber di New York per fare questa cosa, assolutamente, e vedremo un pochino di parlare di questa roba. Raga, io vi lascio, domani sveglia presto, un bacino alle signorine belline di questa live, un abbraccio affettuoso agli amici bellini e ai moderatori, e a te Vale, che tu dica fa, frate a me, ciao Fabio, grazie sempre per la tua presenza, per l'aiuto che mi dai,
e per il tuo supporto. Bel campionato quest'anno, sono d'accordo. London Calling, fiero che ti sto vedendo crescere, grazie Marco, lo so, molti di voi sono con me da una vita e stiamo facendo un percorso insieme praticamente. Attenzione Luca Delisi, essendo io in quell'altra pagina nella situazione con attenzione, non l'ho visto, però in realtà stai qua streaming perché non è uscito, perché dovrei aggiustare, ma non fa niente. Ragazzi, per la prima volta stasera ho avuto l'impressione di una squadra Cazzim, e questa è l'impressione della gestione Gattuso, è la prima volta. Questa impressione della gestione Gattuso è la prima volta. Luca, io al di là della Cazzim ho visto controllo. C'è da dire, non ci dobbiamo dimenticare che siamo andati con un uomo in avanti e quindi abbiamo avuto... Ah, vedi che stronzo che sei. Vabbè. Non fa niente, non ti cambio proprio. Hai tolto la bestemmia e ti lascio perché sei un iscritto in più. Va bene, mi scoccio, non ti do soddisfazione. Ma a me l'avevano detto che se facevi questa cosa dei subscriber rischiavi questa cosa qua. Ma ragazzi, ma a me che me ne frega? Fondamentalmente a me che me ne frega? Non me ne frega niente. Non sono io il responsabile. Resta a te. Pensate come stanno andando in freva che il Napoli ha vinto per spendere la loro serata qua no, pensate un pochino alla tristezza di certi personaggi. Io sono mai andato su un'altra live a fare una cosa del genere? Ma Francesco Tortora, il Napoli ha giocato bene oggi, ma con il 4-3-3 è un'altra squadra. Francesco, oggi è proprio la dimostrazione che 4-3-3 o 4-2-3-1 dipende dall'atteggiamento e dipende se i ragazzi se sono mentalizzati e stanno bene sul campo, bene sulle gambe, pronti, eccetera, eccetera. Per me Demme ti permette di fare sia il 4-2-3-1 che il 4, vedi Brewer? Io ho le spalle coperte, c'è un'armata di amici bellini che difende la città, che difende il canale, che se succede una cosa del genere, che per me, mo come faccio? È complicato a bloccare a volo perché YouTube non aiuta, perché YouTube tu scrivi il nome e non ti esce perché fanno schifo. Io c'ho, è un esercito di amici bellini che mi aiutano e mi difendono. Sei troppo bello. Frevaioli e Ubendini e chi lo sa, non lo sapremo mai perché non si prendono nemmeno la responsabilità di dire che cosa di quale squadra, vedremo, non lo so. La prima volta che Koulibaly viene sostituito? Credo di sì, sai, a occhio e croce non me lo ricordo. Comunque si è tolto la fascia, l'ha data a Mertens ha fatto una grande partita. 4.000. Noi siamo bellissimi perché siamo ancora pochi e c'è qui Gabriele Bastevole, vedi anche lui. Ma devi rompere il cazzo, non vale manco la pena farlo in canali piccoli. Ah, vabbè, sì. Sì, andassero sui canali di Fius Gamer, no? Che tengono 200.000, andassero da qualche parte. Che poi se vuoi dire Napoli in merda, non devi nemmeno per forza dirlo su un canale del Napoli, lo puoi andare a dire, che ne so, nel canale di Sickwolf, nel canale di Neschio, perché sono grossi, allora hai più visibilità. Qua a chi è cacato il cazzo che siamo 130 di noi? A chi è cacato il cazzo? Mi chiedo io. Ma mi diverto, io mi sto divertendo, non lo so. Guarda, non è questione di modulo, ma di come vengono interpretati i ruoli. Bravo. Detto questo, via Di Lorenzo e Meretto. Bello e buono, detto via e ce la giochiamo seriamente. Lorenzo, io non credo che Di Lorenzo via. Siamo alla discussione di Usai. Levi Di Lorenzo, ne vuoi un altro nuovo o vuoi Usai meglio di Lorenzo? Stiamo là. Non troverai mai Cafu, non troverai Dani Alves, quindi chi è il terzino non è per fortuna un
come si dice, un ruolo chiave per come stiamo giocando. Non stiamo giocando 3-5-2 dove il terzino è la cosa più importante, Hakimi, no? Per capirci. È importante perché conclude anche l'azione, deve difendere, eccetera, eccetera. Un terzino medio buono va bene, va più che bene. È chiaro, se è meglio è meglio. Ma poi i punti chiave lo sappiamo quali sono centralmente con Demme, sono i trequartisti che devono creare, credo proprio di sì. Alfredo dice partita vergognosa rubata dal Milan, amico mio non l'ho visto, ovviamente mi dicevano in diretta varie cose. Ha funzionato disiscriversi in iscrizione? No, va bene Gabri, va benissimo, noi siamo tra di noi. A volte funziona e a volte no. Iscriversi e disiscriversi, non lo so. Poi dopo faccio pulizia. Però quelli si iscrivono per fare, no? Per diventare famosi per un attimo. Luigi Cicatiello si è abbonato. Che poi alle volte anche questa cosa dell'abbonato ogni tanto viene ripetuto quando si rinnova l'abbonamento, se non mi sbaglio, perché l'altra volta si abbonò anche Massimiliano Zuccaro, che però praticamente era già abbonato da prima, quindi un abbraccio che si rinnova, assolutamente. Allora, vediamo un pochino. Ragazzi, forse ho una sorpresa. No, non è ancora il momento, forse questa sorpresa è più in là. Allora, andiamo a vedere, sto Milan vince, ma una vittoria un po' sculata, rigore non dato alla Samp, ci saranno sicuramente delle polemiche, io non le ho sentite, le sentiremo più dopo. Stu Bacone a dove Van Viete, è bagonissimo, ma è bagone perché chi risolve? Non so se è una domanda a cui rispondere, ma secondo te sul gol di Insigne l'assist di Zielinski va? Grazie Valerio Vitale e Maria Stella. Io dico Maria Stella perché credo sia Maria Stella, mi devi confortare tu. Grazie mille per il supporto ragazzi, e si vede anche la scritta Forza Napoli sempre. Insigne continua a fare le sue cose. Sono io, si scherzava prima, però Forza Juve sono io. Vedi? Vabbè, va bene, si scherzava, però stai attento alle bestemmie, perché Napoli in merda io lo accetto, le bestemmie no. Quindi tutto a posto, resta come sei un iscritto in più, a me fa anche piacere. Io ragazzi, collaboro con youtuber juventini perché si può fare, perché fare lo youtuber è addirittura è diverso anche da essere tifoso. La collaborazione ci sta, mi stanno chiamando in tanti e io quando posso rispondo, perché è anche un onore, è un piacere andare in altri canali, mi aiuta a crescere e voi dovete capire questo. Fai il bravo e possiamo tranquillamente convivere, questa è la cosa. Ritornando alla domanda di Francesco Abate, l'assist Insigne, perché Insigne non dribbla nessuno, ma per le app del fantacalcio no. Mi pare che dipende da quante volte tocca il pallone Insigne per l'assist. Cioè se lo tocca una volta, se lo aggiusta e poi tira, dovrebbe valere come assist, però forse l'ha toccata 2 o 3 volte e quindi in quel caso l'assist non vale. Fatemi recuperare un pochino di messaggi, vediamo un pochino. Giovedì voglio la maglia dedicata a Diego contro la Sociedad, pure perché questa moglie mi ha fatto 8 gol, Alex, senza dubbio, speriamo che la mettano. Questo canale tratta lo sport, Marat ci ricorda le regole, speriamo che siate educati e rispettosi nei confronti di tutti, andiamo piano con le parole, vogliamo che vi divertiate con noi, grazie dell'attenzione. Napolitano ha chiesto il rigore. Mariano, benvenuto. Io non credo proprio, io l'ho guardato, nella reazione lo faccio vedere bene. Napolitano inciampa, cade perché comunque viene un po' trattenuto, ma non si è girato come un pazzo così, cosa che invece Petagna ha fatto. Ecco, Petagna viene buttato a terra, mani addosso, eccetera, eccetera, lo chiede il rigore. Allora, se tu hai visto e ritieni che non è rigore, puoi ammonire là, al massimo. Ma se Politano fa una ruciuliata e che sta cadendo e si sta rialzando e non ti ha chiesto niente, ma questa ammonizione gratuita da dove esce? Ma sono d'accordo. Pronostici non se ne fanno, Matteo, mi cago troppo sotto. No, non lo posso fare. Abbi pazienza, i pronostici li faccio solo in privatissimo.
in privatissimo sui gruppi Telegram, assolutamente, e nemmeno sempre. Lozano è un giocatore di un altro livello. Quando ci mettiamo in testa di giocare viene fuori la grandissima qualità di ogni giocatore nostro e questo mi fa godere troppo. Forza Napoli, Nico Arena. La qualità c'è, ragazzi, la qualità c'era. La qualità c'è, assolutamente. Ti saluto, Carnesis. Chissà, non credo che sia il secondo portiere del Lille nell'operazione con Osimes. Quale squadra temi di più? La prossima. La squadra che temo di più è sempre la prossima. Adesso io temo la Real Sociedad perché se vince siamo fuori, perché la Z vincerà, è difficile da pensare che Rijeka fa 2 miracoli consecutivi. Poi temo la Sampdoria, poi temo l'Inter, poi temo la Lazio. E così. Allora, hashtag Rusciuliata, perché è così, è Rusciuliato. Ma ragazzi, di ogni tifoseria un canale superiore a questo non esiste nell'universo. Stima per Valerio Siomeglia. Grazie Alex. Grazie Alex. Fabrizio Correa. Raga, comunque Dem è stato bollato come inutile troppo velocemente. Anche nel centrocampo a 2 credo sia utilissimo. È molto più veloce di Ruiz e Bakayoko. E anche se non eccelle tecnicamente. Fabrizio, l'hai pittata perfetta. Oltre alla velocità di pensiero, di movimento, è dinamico, nel senso che sa fare le scalate sulle fasce e raddoppia ed è più veloce nell'arrivare a fare schermo davanti al pallone. Bakayoko deve lavorare tutto di fisico perché veloce non è, e di senso della posizione. Demme. E sta anche facendo qualche lancio un po' più lungo, qualche verticalizzazione, qualche cambio di gioco, quindi non è proprio fesso. Dem che sa fare solo il passaggio semplice, bollatura subito data, il giocatore semplice, è metronomo, ma sa anche fare dell'altro. Oggi ha pure segnato, ma che volete più a suo guaglio? Che volete più da Diego Dem, che si chiama Diego perché Diego arrizzo troppo. Punto esclamativo Dem. Dai. Da Juventino devo dire che il Napoli quest'anno sta uscendo il suo vero gioco e la grinta. Complimenti, grazie Dince, ho visto che ti stai guardando tutta la live, ci fa piacere. A proposito Valerio, nella reazione parlavi della maglia, io l'ho ordinata pagata 150, faccelo qua. Ah ok, ecco, però amore mio, tra l'altro con tutto il tuo supporto fino a mo', comunque a 200 sarebbe ben pagata, bisogna essere onesti. Il problema è che la voglio mo', perché se la ordino adesso comunque arriva a febbraio, io la volessi mo', e io lo farò il tentativo di scrivere alla società Calcio Napoli e non succederà niente, però il tentativo lo devo fare. Poi c'è un amico che ci sta provando, speriamo bene. Se voi conoscete a qualcuno qualche ammanigliamento, la mia gratitudine andrà oltre, no? Ovviamente non la voglio gratis, la pago, è chiaro. È solo l'averla più in fretta rispetto alle attese che io volessi indossare. La vorrei indossare magari per la Supercoppa, no? Sarebbe carino indossarla per una live con la Supercoppa. E bisogna vedere se è possibile. È un mezzo miracolo. Se qualcuno può fare questo miracolo, io ovviamente pago e ringrazio. Magari vi faccio entrare nel gruppo Telegram, non lo so. Vedete voi chi può fare qualcosa, perché lo so che qualcuno di voi è ammanigliato, ha le mani in pasta. Osimhen dice che forse non giocherà neanche con l'Inter. No, io speravo che almeno con la Sampdoria poteva tornare. Chi lo dice? Speriamo che invece no. Luca Delise, e allora parlammo in privato, Tu però lo so che tu già l'hai ordinata sull'e-store e quindi vuol dire che non hai usato questa tua connessione per te stesso. La vuoi usare per me? Per la tua generosità che tutto il canale già sa. Già conosce la tua generosità infinita. Vediamo, facciamo questo miracolo. Nemmeno se mi dai 1 milione di euro te la do, il cuore non si dona. Apprezzo Alberto, apprezzo. No, l'unica cosa è se ne avevi comprate 2 per sbaglio, sai, quando clicchi aggiungi al carrello.
Per esempio, se io la ordino e poi ne ricevo 2 perché magari qualcuno fa il miracolo, io poi la metto in palio come giveaway, hai capito che succede? Là arriviamo a 100.000 iscritti. Con la maglietta di Diego celebrativa arriviamo a 100.000 in un attimo. Volete vedere che faccio sta cosa? Che compro 2 magliette, una la metto in palio e arriviamo a 100.000 iscritti. Cominciatevi a iscrivere e vedete se non lo faccio. Ho guardato la formazione del Sociedad e mi sono accorto che probabilmente hanno fatto turnover. Ah, vedi Andrea, vedi. Meno 33 like e obiettivo 300 con Marat già prenotato nell'uovo di Pasqua. Ragazzi, a 300 vi faccio vedere, non lo so se entra Marat con la giarrettiera oppure entra Rita direttamente. Potrebbe essere. Io tra un poco voglio anche passare a salutare agli altri amici di Milanisti. Com'era la pagina? Milanisti a vita. Milanisti, ma ricordo. Non mi ricordo. Ma comunque, dopo vi lancio, voi che siete nel canale Telegram, vi lancerò anche lì come si dice? Il link e potete seguirmi perché mi faccio un giro da quella parte. Parentesi Fabian, è davvero utile alla causa? Ti stai convincendo nel fatto che è giocatore fino a un certo punto? Lorenzo, lo sai come la penso, credo che la qualità ce l'abbia, però credo che in questo momento Demme gli è superiore, non perché Demme è superiore a Fabian, Demme è più funzionale alla causa. Tu parlavi di causa, Demme Bakayoko, Zelinski, Demme con qualcun altro, Demme Elmas. In questo momento lo preferisco. Poi Fabian magari un po' più avanti, un po' più vicino alla porta, può fare dei gol, può fare delle cose, ma tanto siamo fessi e la compreremo tutti, lo so Luigi, lo so. Anche se costa assai, anche se è così, al cuore non si comanda, è difficile. Ma il 4-3-3 è molto meglio del 4-2-3-1 che giochiamo a memoria. Non lo so, amico mio, non lo so. Per me il Napoli 4-2-3-1 ha fatto quello che ha fatto con l'Atalanta, ha fatto quello che ha fatto col Parma, col Genoa. Il modulo è meno importante di quello che pensiamo, ragazzi. E lo dico io che amo la tattica, Lo dico io che amo la tattica. Fabian è forte, ma che pulita stu guaglione. Fabian sa lasciare lo suon perché rallenta un po' tutto, solo quello. Per il resto, tutto a posto. Raga, stasera offro io, pago una pizza con sushi, va bene a tutti? Una pizza con sushi? Non lo so, sai se sono convinto della cosa. Posso togliere il sushi e me lo mangio a parte? Assoluto. E la pizza me la mangio semplice margherita? Preferire. Ma sono cattivo se domani tifo contro il Genova, non meritano più la... Mariano, non è cattiveria, è che sono anni, quindi lo capisco. Meno 29, grandi amici bellini, ci siamo quasi, ragazzi. Demmelo vodka, non ti piace, Vale? Demmelo vodka anche possono funzionare, però lo vodka è quello che sta un pochino più dietro rispetto agli altri per me. Demma deve giocare sempre. Demme deve giocare sempre. Master your glass! E com'è bella Insigne questa maglia, e com'è bella. Prima stessa barba. Grazie amico mio, grazie mille per il tuo supporto diretto. Voglio vedere se mi hai scritto un messaggio, così magari lo leggo. Fatemelo recuperare, devo andare in Stream Elements. È dura la vita dello youtuber, non è che tu vai così live una volta e... Vediamo come funziona e se riesco a recuperare. Io però lo metterei Fabiano nella prossima in Europa. Guarda Lorenzo, se sta bene, cioè se l'infortunio non è grave perché ha avuto un risentimento muscolare, mi pare, è intelligente ma non si applica, se ha recuperato Gattuso lo mette al 100%. Al 100%. Quindi Master Your Glass
Non ha scritto messaggi, quindi semplicemente grazie per la donazione e per il supporto, amico mio, assolutamente. Non siamo più gemellati. Ah sì, parli del Genoa, ovviamente sì. Vabbè, un po' di cattiveria, perché uno se la sente sempre, no? Che... Paolo Elefante, benvenuto amico mio, ragazzi, uno dietro l'altro vi accolgo sul treno della bellezza, del bel gioco, della bellineria. Questa è bellineria, nel senso che voi siete bellini, io cerco di fare il possibile per essere io alla vostra altezza. Ti leggo, Ale Pro, fammi una domanda e ti leggo. Il bambino bellino che non sei altro, ti leggo, fai domande però per bene, altrimenti devi andare, vai a dormire, perché comunque è tardi. Il tuo babbo non ti manda a dormire. Beatrice, comunque sei simpatico, grazie mille. Vediamo un pochino, raggiunti i 4.000? Sì, io sono orgoglioso di voi. In questo canale ci sono belli moderatori, belli iscritti e bello Valerio, questo canale in the world. Grazie Matteo. Roberto Cielo, ti saluto. Roberto, sei iscritto al canale? Roberto, parliamo seriamente, io e te. Parliamo io e te, perché io non mi ricordo sto nome. Roberto Cielo. Roberto Cielo, sei iscritto al canale? Vorrei vedere il tuo nome comparire qua sotto. Avanti. Io l'ho detto. Poi vediamo. Vale, Lozano come Callecon, secondo te? Lozano, ragazzi, Angela, meglio di Callecon, dell'ultimo Callecon. Callecon è stato un giocatore che ha dato tutto per il Napoli, non si è preso un giorno di pausa e di vacanza, ha dato l'impossibile, ha corso su quella fascia avanti e indietro, tanta copertura, tanti passetti del top player per non andare mai in fuorigioco, parecchi gol anche all'epoca, poi è andato un pochino in fase calante. Gli vogliamo bene, lo salutiamo, è rimasto in Italia, la Fiorentina, si facesse il suo campionato, noi lo guardiamo con affetto. Però Lozano adesso è il futuro. Lozano qualche gol in più, Lozano dribbling che Callecon non ha, Callecon ha solo l'inserimento, Callecon non ha mai avuto il dribbling. Quindi Lozano meglio di Callecon, secondo me. Poi deve dimostrare sul campo, perché Callecon lo ha fatto negli anni, ha dimostrato la continuità negli anni. Zielinski può essere il sostituto naturale di Hamsik? Sì, ovviamente caratteristiche leggermente diverse. Hamsik aveva una capacità di gol e di inserimento superiore. Hamsik quando gol la segna, cioè, passa. Però Zielinski ha le potenzialità, è un giocatore tatticamente forse... Francesco Angelino, grazie mille. Esultiamo con Manolas, grazie mille amico mio. Benvenuto nella ciurma degli amici bellini, assolutamente, grazie. Può essere il sostituto di Hamsik? Sì, può fare anche qualche gol più spettacolare, ma meno gol di Hamsik, perché Hamsik puntava proprio a chiudere l'azione, più costruzione, più assistenza. Extreme, quando torni a Napoli, amico mio, non ne so niente, perché dipende dalla situazione sanitaria e dal visto. In questo momento non ne so niente. Dipende dal lavoro, dipende perché poi se risolviamo un attimo la situazione sanitaria, ci sono un sacco di eventi che sono stati cancellati che dovranno essere recuperati, quindi in teoria io sarò molto molto impegnato per un po' di tempo e non avrò nemmeno il tempo di tornare a Napoli. Me lo auguro, ti dico la verità, così ritorniamo a lavorare e a fare una cosa di sordo, perché qua se no senza il vostro supporto si scarseggia. E poi appena posso, con il lavoro in programmato, posso venire a Napoli un attimo e tornare, altrimenti senza lavoro non mi fanno tornare più. Più che altro mi preoccupa un pochino la flessione di Koulibaly. All'inizio non ho creduto fosse ritornato quello di Sarri, fisicamente è un mostro, ma spesso stacca la spina e gli parte l'ignoranza. Fabrizio, purtroppo è vero, in questo momento è uno di quelli che sta deludendo, per quanto mi riguarda, per quello che sappiamo che può fare. Again, I repeat myself. A little rest on the bench, un poco di riposo in panchina e magari torna meglio. Non mischiamo la cioccolata con qualcos'altro. Hamsik un altro pianeta. Hamsik un altro pianeta per quello che ha dato sicuramente, Andy, però non puoi dire che Zielinski potenzialmente non ha la tecnica di Hamsik, anzi ne ha forse pure qualcosa in più.
Hamsik aveva la capacità di legare i reparti, di come lo può fare Zielinski, tanta tecnica di base, ambidestro anche lui, forse più colpo di testa anche rispetto a Zielinski, però Zielinski lo può fare, lo deve dimostrare nella continuità. Lo stesso Hamsik però, non ti ricordi che ogni anno dicevamo si è dormito un po' Hamsik, giochiamo uno in meno, Hamsik non fa mai quel salto di qualità che diventa il fuoriclasse. Non ci dimentichiamo anche questo da parte di Hamsik. Questa è la differenza tra i campioni, no? Kroos, Benzema, Lewandowski, e che hanno questo rendimento costante sempre. Possono sbagliare una partita, ma le altre 9 le fanno sempre. Invece i nostri, che sono ottimi giocatori, alle volte staccano la spina troppo presto o la staccano ogni tanto e non va bene. Zielinski dovrebbe guardare De Bruyne, non Hamsik. De Bruyne per esempio è uno di quelli, sono d'accordo, come caratteristiche e come completezza sono d'accordo. Pure io, Vale, a gennaio è un anno che non torno a Napoli. Mariano, è tosto, mi capisci perfettamente. La famiglia, gli amici, io mo con questa cosa di YouTube almeno mi sto tenendo più in contatto anche con gli amici che mi seguono, ma è difficile. A Ponks manca il Napoli di Sarri. Sinceramente, quando vedo le immagini del Napoli di Sarri, sì, era bello Ponks, però noi dobbiamo guardare avanti. Ci possiamo divertire anche con Gattuso, anche con De Zerbi, anche con Mazzarri, anche con Walter Zenga e pure con Mihajlovic. Guardiamo avanti, ragazzi, perché quel Napoli là non tornerà mai più, neanche con Sarri. Hamsik puliva anche un sacco di palloni, ma aveva periodi di blackout. Bravo Carlo, è così. Se cercate la saggezza rivisitata ha un nome, Falco. Luca Delise. Stasera suocero e cognato, Juve in silenzio a guardare. Perché tu giustamente ce le hai in casa. Mamma mia, che sofferenza. Però vedi, almeno quando poi succedono queste cose, ti prendi le tue soddisfazioni. Gli hai ricordato che invece loro col Crotone hanno steccato 1-1, gliel'hai ricordato, perché se no ti puoi mettere gli occhiali non lo so, gli occhiali bianco e neri e possiamo parlarne. Puoi ricordargli com'è andata e come mai, gli puoi chiedere come mai. Voi vorreste fare uno scambio di Lorenzo per Marcelo? Ma allora, ora, al di là che Marcelo è un terzino sinistro e Di Lorenzo è un terzino destro, Marcelo non lo puoi mettere a destra, sarebbe come mettere il sushi sulla pizza, cioè il sushi è ottimo, la pizza è ottima, ma sbagli. È ovvio, no, che Marcelo fa la differenza e lo farà anche ancora per un anno o due. Nel Napoli farebbe la differenza, ma quanto pigli Marcelo? Vindemeli uno all'anno, stiamo a quei livelli là. E fine carriera ne prenderà comunque 10-11. Non si può fare. Tu hai Mbappé nella foto, Mbappé non si può pigliare. Sono questi giocatori che il Napoli non si può permettere, purtroppo. Martina Stella, ok, adesso lo so. Pure noi primo Natale non a Napoli, sig. Martina, va bene, adesso so il tuo nome. Ospina, Yusai, Koulibaly, Manolas, Gulam, Zielinski, Demme, Bakayoko, Politano, Insigne. E chi metteresti tra Osimhen e Mertens? Questa è la prima formazione che me la leggi. Metto Osimhen perché lo voglio vedere anche nel 4-3-3, 4-2-3-1 ibrido. Lo voglio vedere, un bello Osimhen con Zielinski dietro. Per il resto mi piace tutto. Politano e Lozano si devono solo alternare, assolutamente. E certo, Gulam, se stesse bene, Gulam va benissimo. E va bene anche Yusai a destra per far riposare un po' al Di Lorenzo. Va bene così. A cosa imputi la difficoltà nell'uscire dalla nostra metà campo? Bakayoko e Demme si propongono, i terzini si smarcano, il movimento c'è. Perché lo facciamo con così tanta fatica? Lorenzo, semplicemente perché l'avversario sta dietro la linea della palla e ci sono anche loro e ci bloccano, perché il Crotone non è che giocava a viso aperto, il Crotone doveva difendersi e riattaccare. Quindi l'uscita da metà campo, la difficoltà è perché loro sono tutti belli stretti, fanno la difesa preventiva e quindi è difficile trovare le linee di passaggio, devi fare tanto movimento senza palla da parte dei trequartisti.
Bakayoko e Demme c'ha il passaggio semplice, ma non è che si inventa la giocata come se la inventa Insigne, no? Come ce l'ha anche lo stesso Fabiano quando sta di genio. Questo è un po' il problema. Manolas non è un grande ad impostare, e questo è. Poi alle volte bisogna tornare indietro, ma ripeto, il tornare indietro quando i terzini hanno la palla e non hanno spazio, tornare indietro va bene, perché non butti la palla, non forzi, mantieni il possesso e li fai stancare. Ragazzi, ascoltatemi, li fai stancare. Il passaggio in più che noi torniamo sempre indietro fa parte del gioco del calcio, perché così loro ti devono inseguire, e inseguire quando non hai il pallone ti fa stancare fisicamente e mentalmente. Se poi loro nel secondo tempo scoppiano e noi stiamo ancora freschi, al di là della superiorità numerica, così si fa. Approfondimento tecnico-tattico. Maledizione. Quindi abbiamo l'attrice Martina Stella. Vedi la bellezza di questo canale è anche questa. Allora, vale il Napoli che vuole prendere Cop Miners. Che ne pensi? Non lo so se lo vuole prendere, ha detto che Giuntoli lo seguiva e mi sembra un buon prospetto, ma lo dobbiamo vedere sul lungo, non lo so, mi fido di Giuntoli, se gli piace, gli piace. Ragazzi, a quanti like stiamo che me ne devo andare? Dai, voglio fare un giro sull'altra live perché l'avevo promesso, perché quando i canali più grossi mi hanno ospitato o sono venuti loro da me, mi hanno fatto un grosso favore di visibilità, e io voglio farlo anche a canali più piccoli o altri canali, perché così si fa, è correttezza. È correttezza. Io penso che il Napoli deve prendere un giovane circa 20 anni a poco, operazione di 10-15 milioni per un vice Insigne. Ivelin, è molto specifica questa operazione, ma purtroppo i giovani di 20 anni a 15 milioni in questo momento, se sono forti, già ne costano 40. Ma se abbiamo speso 70 milioni per Osimhen quest'anno, che piace molto anche in ottica futura, perché non Immobile 2 o 3 anni fa? Allora ricordiamoci sempre che Osimhen è costato 50 milioni in 5 anni, più scartine, che si arriva a 70 milioni. Il problema di Immobile credo sia stato anche un fatto di non crederci, no? Come non ci ha creduto il Napoli, non ci hanno creduto le altre squadre. Ragazzi, bisogna dare i complimenti alla Lazio, perché Immobile in Germania praticamente fallì, e poi si è puntato su di lui e si è puntato bene. Noi non possiamo ogni volta che un giocatore poi fa un grande exploit dire però l'era pigliare noi. Osimhen era l'occasione da fare adesso, e se non lo pigliavi un domani potevi dire perché non ci siamo presi Osimhen. Non possiamo prenderli tutti. Questo è quanto. 32 like, ragazzi, muovetevi, mancano 32 like, che managgia io. Forza. Secondo te, quando De Laurentiis avrà vinto qualcosa ancora di più importante di ciò che ha già vinto, venderà il Napoli, anche perché comunque ha un'età? Non lo so, Nico, l'età ce l'ha, però c'ha pure figli a cui lasciare il business, no? Un figlio mo c'ha il Bari, magari quell'altro si prende il Napoli, e che Dio ce la mandi buona, fondamentalmente. Non lo so. Dopo ve lo dico, appena raggiungiamo i 300 like, ve lo dico, e facciamo un tipo un ride come si fa nelle altre piattaforme, e ci andiamo tutti quanti dall'altra parte. Ciao carissimo, il profeta della Matte. Petagna, mamma mia, è buono per una buona zuppa di fagioli. E però, poverini, vogliamo attaccare anche quando alla fine ha segnato. Si è dannato l'anima. Ragazzi, Petagna è il terzo attaccante di riserva. Primo Osimhen, secondo Mertens, poi c'è Petagna, c'è Llorente e Milik, non sono andati. Ha segnato di destro. Un gol se l'è mangiato, l'ha tirata addosso al portiere, come li sbaglia Mertens, però Mertens è sempre Mertens. E Petagna siamo un po' troppo cattivi, dai. Campo pesante, doveva giocare Petagna, sono d'accordo sulla scelta, che poi abbia i suoi limiti, sono d'accordo anche su quello. Allora, vediamo un pochino, perché Immobile Rubendino, ma non lo so, questo non ho idea, ma sicuramente non influenza sul mercato. Infinity YouTube, però il Napoli secondo me, se avesse preso James Rodriguez l'anno scorso, sarebbe stato molto più forte. Però James Rodriguez l'anno scorso si infortunò e non
non get Druisord. Sono casi, sono situazioni, sono dinamiche, non lo puoi mai sapere, Certo è che Ancelotti lo voleva, se l'è fatto prendere all'Everton, ha avuto un buon impatto, poi sa da vedere sul lungo, si deve vedere sempre sul lungo. Comunque ha messo Rodriguez è forte, forse non integro fisicamente, ma è forte, non c'è niente da dire. Secondo me Gattuso deve fare come ha fatto la prima con il Parma, iniziare col 4-3-3 e al 60esimo 4-2-3-1 di sfondamento con Osimhen. Almeno per il momento credo sia meglio che si possa fare. Andrea, io credo che questa idea lui ce l'ha e finché c'è Zielinski in campo, con Osimhen magari anche punta, tu ce l'hai ibrido e lo puoi fare e puoi cambiare. Poi magari, esatto, nel secondo tempo se hai bisogno puoi metterci un Mertens, quindi sei più offensivo. Si può fare, ragazzi, tutte queste partite sono tutte partite di studio, visto che abbiamo poco tempo per allenarci, sono tutte partite di studio anche. Brewer, you win, vuol dire che hai scritto qualcosa? Ah, esatto, esattamente. Ma sta accorto, per questo ho detto che dice la mandi tu. Per questo. Io Petagnano lasciatelo stare, almeno ci mette il cuore, meglio del lampione Milik. Su questo non c'è ombra di dubbio, Lasciate stare Petagna, non vede la porta nemmeno con Caloccare, ma fa un lavoro sporco non indifferente. Martina, e sono d'accordo che oggi abbia fatto tutti i 90 minuti Petagna, ci sta tutto, e poi il gol l'ha fatto, ma che stiamo parlando? È un nuovo youtuber, Jacopo, a chi ti riferisci? A me o a dove andrò? Perché dove andrò ve lo dico appena raggiungiamo i 300 like. Dai ragazzi, che lo so che ci sta qualcuno che si è dimenticato, lo so, non è cattiva volontà. Praticamente hanno detto che la Samp metterebbe Audero, Yoshida, Colle, difensori centrali a centrocampo, Young, Toranini, dietro che Andrea, e per cosa? Per quando? Per la prossima partita con il Napoli? Facciamo un complimento a tutti i spettatori che sono stati bravi ed educati? Sì, Marat, lo facciamo perché il mio pubblico è straordinario e anche quelli che ogni tanto scadono in cose discutibili, come vedi poi si redimono, si dice così, redimersi, e alla fine vengono a dama perché qua è difficile odiarci, è difficile. Se poi ci volete odiare va benissimo. Ci prendiamo anche l'odio che fa algoritmo. Immobile Fallia Dortmund e Siviglia, chi ci credeva mai? Sono anche botte di culo, Lotita ne ha tante, la Lazio è costruita da tutti scarti. Lazio che insomma Tare ci vede lungo, è uno di quelli che indovina più scommesse, c'è da dire la verità, e poi loro puntano sul gruppo, cambiano poco, vendono poco, comprano poco e puntano tutto sul gruppo, cioè i giocatori che si conoscono, la squadra è costruita intorno ad Immobile, insomma sono scelte. Lei è un nuovo youtuber, mi dai del lei, Jacopo? Sono uno youtuber giovane di appena 4.000 iscritti, se ti vuoi iscrivere sei il benvenuto. Si parla di Napoli, si parla di calcio in generale, si fanno approfondimenti tattici, sempre con una punta di ironia, sempre con tanta napoletanità, tanta, come si dice, tanta non indipendenza, appartenenza, con tanta appartenenza. Da New York, Valerio Frido è tutto e ci vediamo più tardi. Mertens ha fatto di tutto per far segnare Petagna, è vero. Lozano capocannoniere, è vero. Buonasera Domenico, benvenuto. Meno 25 live. Per supportare Valerio che sta parlando da 2 ore e mezza, Yam Bellini. Dai ragazzi, che così quando vado nell'altra live mi rilasso un attimo. Il Milan di quest'anno farà la fine della Lazio dell'anno scorso. Guarda Carlo, può essere, nel senso che loro sono chiamati a un bivio a gennaio, se comprare e rinforzare un po' la rosa oppure sentirsi forti così, un po' come quando il Napoli era nei piani alti a gennaio, noi ci siamo sempre lamentati che non abbiamo comprato per fare quel salto di qualità, quello step. C'è da dire che la Lazio ha sofferto il lockdown più delle altre, per la rosa corta probabilmente, e c'è da dire questo, può essere che anche loro dovranno tirare il fiato a un certo punto. Lei mi sta simpatico, Vincenzo Altrui, siete simpatici anche voi ragazzi.
Non lo so, ma io la mia età ce l'ho, però coi bambini voglio dire, la cosa bella di stare in America è che non si dà del voi e del lei, si dice you. E you significa sia tu che voi. Quindi, sotto questo punto di vista, i bambini va benissimo, non si specifica. Secondo te questo Lozano vale la spesa fatta? Sì. Altro rigore Milan? Ok. Perché non va bene se le do del lei? Pare una caricatura, però fai quello che vuoi tu, non fa niente, non ci cambia nulla. Dove la fai quell'altra live? Te lo faccio sapere subito, amico mio. Arriviamo al Conquibus. Scusa la domanda un poco intima, mi era la solita la curiosità, che lavoro fai? Amico mio, sono musicista, sono legalmente un musicista, cioè è l'unico lavoro che posso fare con il mio visto lavorativo. È esattamente così. Fammi scrivere all'amico, arrivo tra pochissimo e vi dico subito dove ci andiamo a trasferire appena raggiungiamo questi like. Dai. Un minorenne anziano. Ha parlato da minorenne. Va bene. Allora, vediamo un pochino. Esatto, Joe TV è ancora più specifico, sono bassista, ma insomma si dice musica. Io qua ho suonato, mi diverte ricordarlo che in questo paese ho suonato anche la chitarra acustica, ho suonato la chitarra elettrica, cosa che in Italia non facevo. In Italia non mi azzardavo, facevo solo il bassista e mi mettevo pure squorn e suonare gli altri strumenti. Qua ho suonato gig con la chitarra elettrica, da chitarrista elettrico, da chitarrista acustico, mi sono veramente divertito e messo anche alla prova. Allora, ragazzi, non ci arriviamo a 300. Siete belli quelli che l'hanno fatto fino a mo', ma non fa niente, vuol dire che l'algoritmo non ci sta aiutando. Me ne vado mestamente sul canale Milanisti del Web. Fatemi vedere se lo trovo, così vi lancio direttamente anche a voi. Anzi, lo lancio al canale Telegram. Se volete seguirmi, sapete dove trovare, perché lo lancerò sul canale Telegram. Vi abbraccio e faccio una tarantella. Insomma, tarantella solo per soldi. Io, insomma, certe musiche, certe canzoni solo se mi pagano molto bene. Come Despacito. Meno 21, meno 20. Ah, allora ci siamo. Allora qualcuno fa finta che si è dimenticato. Ah, e allora ditemelo. Faccio un po' di... latte e caffè. Parte il conto alla rovescia, dai, ok. Se metti gli occhiali giallini bellini, ok, dai. Io devo ascoltare i miei moderatori, perché i moderatori sanno cosa devono fare. 18, eccole là, vedi. Vale, pensa, finito una serata tributo ai Journey, un ragazzino viene da me e mi fa: che basso usa? O mi date tu o mattenavi. Bello il tributo ai Journey. Wow, che appariamento, gli anni 80 proprio alla grande. Quella è una delle musiche che mi diverte di più suonare. Magari non l'ascolto nel privato, ma a suonare ti diverti da morire. E purtroppo ci sta. Signore, vedi, Jacopo continua, è di Napoli? Sta sfuttendo. Non ti rispondo. Iscriviti al canale e guardati tutti i video. Quindi saprai di dove sono, dove abito, che lavoro faccio, eccetera. Non ti rispondo più. Meno 17. Allora, dai, è quasi arrivato il momento del segreto. Se arriviamo a questi 17 like, io vi dico un segreto e vi dico anche il passo dov'è. Like per gli occhiali top. Ma ragazzi, se io vi lascio un attimo e prendo tutti gli altri occhiali, lasciate un like, torno subito.
Non quando guardate quanti ne so, quando praticamente comprai tutti questi occhiali per fare gli occhiali del bel gioco, della tattica, del 3-4-3, del 4-2-3-1, del 4-5-2, praticamente ne comprai talmente tanti che li misi, alcuni sono ancora in busta, e li misi tutti su un tavolo della cucina, e il buon Tony, il mio batterista, dice: ma che hai fatto? Ti eri avuto a mancare te mi sa vendere il lente. Questi sono verdi, non si vede perché il verde, vedi, diventano trasparenti. Perché il verde col green screen è il verde, ma un altro paio azzurri. Questi qua blu scuro. Poi abbiamo questi qua che sono un po' leopardati. Questi pure si possono mettere, eccetera, eccetera. Quelli arancioni, quelli rossi, insomma, amore. 300 like esce Marat. Ok, allora ci siamo. Marat è quasi pronto. Quando arriviamo a 300 like finalmente ve lo presento, questa volta veramente, perché ragazzi lo dovete. Sì, ne ho comprati parecchi, ragazzi. Poi su Amazon stanno pure a poco prezzo quando li compri tutti insieme. E va bene. Io poi perché questo è proprio, come si dice, è il brand, no? Io ho gli occhiali, avevo gli occhiali quando facevo il gaming, sono le varie personalità, è una cosa che faccio solo io. Qualcun altro l'avrà fatto, ma io non l'ho mai visto. Un paio di giallini fluo, fammi vedere. Un paio di giallini fluo bellini a me per entrare in live. Allora ce li ho qua, guarda. Ce ne ho due. Questi sono per te. Questi sono ancora in busta, questi sono per te e sono più fluo degli altri. E te li conservo e te li spedisco, Rita, per tutto il tuo supporto. Non scherzo, veramente te li meriti. Gli occhiali green screen sono il top. E tra l'altro, se io me li metto, quelli là verdi, fammi vedere, che dovrebbero risultare trasparenti, quindi si vede il dietro. Massimo Matresciano, vedi, sono trasparenti, quindi si vede quello che c'è dietro, che dipende dalla, vedete? Voi secondo voi io faccio le cose a caso, ma invece è così, tutto pensato, tutto ragionato. Ciao Valerio, buonasera, mi sono appena collegato. Hai visto il rigore scandaloso dato al Milan? Caro Massimo, non l'ho visto, me l'hanno detto in live e molte polemiche al riguardo. Meno 10, dai che ci stiamo arrivando, gli occhiali vi hanno sbloccato le manelle. Meno un altro like from Villains per Capodanno, perché tutti gli occhiali Peppe. Ah, sì. È una figata, ma sono d'accordo, perché io l'avevo sempre pensato, ma come la maglietta, se io metto la maglietta completamente verde, risulto tipo la pubblicità tabù, anche bianco, e tutto praticamente diventerei il corpo trasparente che si vede dietro e le mani che fluttuano. Rivogliamo le melanzane fritte dell'amore? Quelle pure erano buone, mamma mia. Prima o poi le rifarò e ve le porterò anche live così e ve le farò vedere. Ad Anfield sono tornati i tifosi in Inghilterra, già riapre tutto. Joe, ottima cosa, me l'aveva detto il mio amico Angioletto che in Inghilterra, che lui segue il campionato inglese, segue il Leeds, e che in Inghilterra sì, è una roba strana, però evidentemente non siamo pronti, non lo so. Vediamo un pochino. Ragazzi, ci siamo, stavolta veramente ve lo presento, perché qualcuno pensa che io lo faccio apposta, ma quelli che arrivano fino alla fine meritano, perché uno pensa, vabbè, mo fa il solito fatto che lo fa apposta e poi non entra mai e chiude all'improvviso e sempre sta la solita struzzata. Invece no, chi è fedele fino alla fine merita di vedere i miei moderatori, merita di sapere con chi ha a che fare, e quindi stavolta, perché voi che siete stati fedeli lo meritate,
e ve lo faccio vedere veramente, non fa niente che non siamo arrivati. A quando stiamo? A meno 10, dai. Appena arriviamo, siamo pronti assolutamente. Non mi metto nemmeno le cuffiette perché è un regalo, è una cosa che siamo pronti. Ma io nel frattempo l'amico si prepara, si mette tutto bellino e ci siamo già. Comunque da loro già stanno facendo i vaccini. Ah, ecco perché, ecco. E quindi ve lo faccio vedere. Ve lo farò vedere. Non so quanti rigori sono stati dati al Milan in questa parte di stagione, quanti, Valerio, tu lo sai? Mi hanno detto 8, mi pare, che sono un bel numero in 11 partite, in 10 partite, 8 in 10 partite? Ma poi non lo so, non ho considerato l'Europa, ma mi pare 8 rigori, mi pare. Buonasera a tutti, bella l'esultanza gol di Petagna che dimostra che il gruppo è unito. Buonasera Azzurro Dentro, sei appena entrato? Hai lasciato il like perché noi abbiamo un obiettivo da farvi vedere, ragazzi. Ci siamo, la scuffietta rossa, è quasi pronto lui, siamo a 8, dai, c'è gente che si sta collegando mo' perché questo è l'orario, insomma, delle live post partita, delle live, questi youtuber che fanno fino alla notte, fino alla fine, insomma, capisco, solo che io ho cominciato subito perché il Napoli ce lo permetteva. Avete visto la reaction, tra l'altro? Perché se non l'avete vista, lasciate il like e andate a vedere la reaction. Ci siamo quasi. Allora, 8-7 segnati, benissimo, sono tantissimi, qui mi puzza. Petagna per abbracciare Mertens si doveva sedere. Che si vinca o che si perda, sempre Ponks, sempre. Ragazzi, ve lo faccio vedere, si potrebbe equivocare? No, ma in realtà lui è lì, è pronto e non è pronto, però mi sta dicendo che non è pronto, ma è lì. Quindi siamo quasi pronti. Io sono un po' emozionato perché emozionato io per voi, io per lui magari non sarà emozionato, ma io per te, tu per me, lo vedo nel sottofondo. -7, ragazzi. Allora io vi dico, io credo, siamo 96, credo che non ci stanno altri che devono mettere il like, l'avete messi tutti, secondo me. Però se qualcuno non l'ha messo, ha spolliciato anche mia madre, dai, se qualcuno non l'ha messo, io mi fido talmente di voi. Prima di tutto il like, vedi? Prima di tutto ti iscrivi al canale. Mi fido talmente tanto di voi e vi voglio talmente tanto bene. Siamo quasi rulli. rullo proprio. Quasi rullo. Mi fido talmente tanto di voi. Vedi il rullo compressore che sta facendo anche il Marathon, che io ve lo metto in live e i 6 like che mancano usciranno spontanei perché lo dovete no, niente, non vuole entrare, sta spingendo, non vuole entrare. Però ci siamo quasi, io ho finito il fiato, devo andare dall'altra parte. Mi hai fatto morire quando ha segnato Demme, pure io, Francesco, stavo morendo. Ascoltate Baby Fox, ascoltate. Bambino, tu hai lasciato il like, non è che ti sei dimenticato, sai come si mette il like? Il pollice deve diventare blu, bambino. I bambini ne sanno più di noi, ragazzi, in realtà. Buonasera, come stai? Sono Naim, juventino dalla Bosnia e Erzegovina, Sarajevo. Ho visto un bel Napoli. Per quanto riguarda la Juve, non so che dire, cosa ne pensi? Caro amico mio, la Juve ha vinto contro un Torino che si è un po' squagliato nel secondo tempo. Sorprende che la Juve non giri ancora bene, credo che si stia ancora studiando la situazione di Pirlo e di come mettere in campo la squadra. Siamo a -4, -3, allora ci siamo. Sì che vale, dai, sì che vale, vai, entra ed esci. Sì che vale, ma che se ne frega, siamo tra di noi, che dobbiamo fare? Ho visto che sei bravo col basso, perché non crei un gruppo rock su YouTube con Dato di suonare la baccheria e Marco Rata The Hammer? Sarebbe figo. Devo andare a studiarmeli i due, e grazie per i complimenti. -1 ci siamo, -2, allora qualcuno l'ha messo, hashtag bambino, dai, rullo proprio, siamo quasi rulli e stavolta non vi tradisco, lui è lì, è pronto, stavolta non è uno scherzo, ragazzi, non c'è
non c'è segreto, non c'è niente, se qualcuno lo mette poi dopo lo toglie, non fa niente. 300? Qualcuno l'ha scritto, qualcuno l'ha detto? 301, 2 anni, 2 anni, è fatto mentre il bot risponde: avevate paura? 300, 302, 300, bravi amici bellini, boom! È tutto vero, però vedo una schermata nera, perché? Caro Marat, fammi togliere la musica perché il momento è grave. Vedo una schermata nera, che quindi c'è qualcosa che non va. non è preparato, veramente. Il buon Marat non lo so se è bloccato, se è una questione di connessione, poor connection. Se lo metto, vedi, a me io risulto così perché vuol dire che esiste. Allora, come si fa? Sta facendo come si deve fare? Se lo tolgo e lo rimetto? No, è sparito. Aiuto! 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 Questa è Sparta! Sì! Sì! Eccolo! Però non ti sento. Non so se è una questione mia o tua. Vedi sulla rondellina? E adesso sapete, c'è anche il canillo dietro? Canillo, gattillo? Vilagrana, la Vilagrana. Sì, sì. Ragazzi, ok, ottimo. Adesso voi sapete, alle mie spalle, il lavoro infinito che fanno i moderatori, l'ottimo Marat, bello pronto con le sue cuffie, con la sua birra, con dispositivi infiniti. Direi di sì, ne ho uno giusto qua. Vedi? Perché multiple schermi, più device, perché bisogna stare attenti a tutto. Ragazzi, date un bacio e un applauso a Marat. Faccio un saluto anche agli altri moderatori. Sì. Mi complimento con loro per i consigli che mi danno e l'aiuto che mi danno. E quindi più di questo credo che non si può fare. Più di questo è veramente impossibile. Stiamo crescendo da morire, ragazzi, e grazie a voi. Io voglio ringraziare te, Rita, Peppe, Showtime, Gino. Voglio ringraziare anche Marcus che mi dà tantissimi consigli quotidiani. Alle volte ringraziamo pure i nuovi moderatori. Sì, assolutamente. Perché sono intervenuti da poco e stanno dando una grandissima mano. Grandissima mano, e tra un poco anche Ivan sarà dei nostri. Devo solamente giusto. fare un abbraccio speciale a come si chiama qua dentro? Gio TV. Gio TV, esatto. Perché mi sta dando una mano pure a me con OBS. Assolutamente, e anche sull'altra piattaforma Viola stiamo facendo delle cose così. Marat mi sembri Donnie Darko, l'ottima Rita, e quindi multitasking a tutta forza. Arrivano saluti e I love you da tutti quanti. Ragazzi, io ho solo una difficoltà attualmente. Restream non mi carica la chat. Restream non ti carica la chat, no. E sarà una cosa che sistemeremo in nottata. Vabbè, perché non è un problema, magari per la prossima volta. Assolutamente. Vedi il video compagno Marat. Siamo partiti subito. Ma poi lo sai, io sono nato nell'Unione Sovietica. Vedi? Non si pazzeva, io non si pazzeva. Ragazzi, io vi voglio bene. Marat è l'eroe che non ci meritiamo, ma di cui avevamo bisogno. E con questa cosa... Mi ricordo un pochino Vassili Zaitsev. Vedi? Meglio di me. Io non... Un cecchino. Vabbè. Vabbè, andiamo a chiudere. Per correttezza, ragazzi, passo nella live di i milanisti del web che mi hanno invitato, che mi stanno aspettando, mi stanno reclamando, mi hanno detto, vado subito da loro e lascerò il link per la live nel gruppo Telegram a cui voi dovreste essere uniti. Se non lo siete, link in basso in descrizione, come Marat già sa. Grazie a Valerio per questa opportunità di vedere finalmente per bene il calcio da altri punti di vista, che ne parla su cose che altre persone non fanno, e credo che possa bastare così. Grazie mille, amico mio, ci vediamo alla prossima e ricordatevi sempre